Ben ritrovati, buongiorno, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, grazie per esservi sintonizzati con noi. Si parte come sempre puntuali alle 12, saremo insieme fino alle 14:30 con tante notizie che arrivano dal territorio e non solo, con i nostri colleghi che ci stanno già attendendo, collegati da varie province del Veneto. In apertura però non possiamo non dare uno sguardo ai giornali nazionali, perché c'è stato un terribile incidente ferroviario in Grecia. Siamo nella zona di Larissa, ci sono oltre 40 vittime. Andiamo subito a vedere la pagina del Corriere della Sera. Un disastro ferroviario, 40 vittime, 130 feriti. Il capostazione è stato arrestato. Tantissimi gli studenti universitari che viaggiavano su quel convoglio stavano tornando a casa dopo essere stati alle festività del lungo carnevale, che in Grecia è una festività molto importante. C'è appunto già un arresto, immagini drammatiche dei soccorritori. Lo scontro tra un convoglio diciamo di linea e un treno merci, con 3 vagoni che sono usciti dai binari e si sono ribaltati. 350 i passeggeri a bordo del treno, ricordiamo sono 40 le vittime, ma il numero potrebbe anche salire. Ecco, questa la notizia con cui apriamo. Poi i giornali ovviamente tornano ancora sulla strage di migranti, una strage che ancora in qualche modo sta cercando dei responsabili. I corpi purtroppo continuano ad affiorare dal mare. Partiamo con le notizie sul territorio. Come vi dicevo, abbiamo tanti colleghi giornalisti collegati per noi. Allora, in primis direi di andare a Venezia, dove c'è il nostro Filippo Fois. Sapete che ieri in Sta di Spagna il quartiere si è allagato a causa della rottura di una tubatura, delle immagini impressionanti. Anche lì si pensava fosse tornata l'acqua alta. Filippo, oggi è la giornata in cui si cerca di rimettere a posto quanto è accaduto. Buongiorno. Buongiorno Anna e buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, oggi si sta continuando a lavorare, lo vedete alle mie spalle, il cantiere in pieno svolgimento e vedete quanto è ampio. Qui si è aperta un'autentica voragine, perché noi abbiamo visto un buco molto grosso e dalle immagini che credo vedrete, noi ve le abbiamo trasmesse già ieri sera, avete visto diverse persone che sono cadute in acqua a un certo punto e la pavimentazione di Masegni aveva ceduto, per cui chi si trovava ad operare, adesso li conosceremo anche un paio. Io partirei e chiamerei accanto a me la signora Marta, che ha un'attività commerciale proprio alle nostre spalle. I banchetti del mercato. Lei se ne è accorta quasi subito perché ha visto un rigagnolo? Io ho visto un rigagnolo, però poi andando verso il centro della strada e guardando meglio ho visto che questo rigagnolo stava diventando un piccolo torrente, al che, messa in sicurezza le 2 cose che avevo vicino a me, ho subito avvisato il panificio di mettere le paratie, perché si vedeva che il getto cominciava ad essere importante, non era un... Poi il getto è stato violentissimo. Il getto è stato molto violento, è stato anche molto veloce, moltissime attività, tra cui anche il ristorante di fronte a me non ha avuto neanche il tempo di tirarle su le sue paratie, perché è stato sempre un crescente di acqua che... A quel punto si è cercato di mettere in salvo il salvabile. C'è un video che ha fatto il giro, non solo dei nostri telegiornali, ma anche del web, è diventato virale, come si dice, ed è proprio in un negozio che si trova qui alla vostra sinistra, in cui ci sono delle persone che stanno mettendo una paratoia e a un certo punto però cadono tutti in acqua. Noi abbiamo qui... Dunque adesso la chiamano Salvatore, per cui mi confondo, in realtà lei è Alberto, ecco perché è stato il Salvatore. Lei era la persona con un vestito giallo che a un certo punto è arrivato per cercare di aiutare le persone che erano cadute in acqua. Allora, io ho aiutato la ragazza del negozio perché volevano mettere una paratia per cercare di arginare l'arginabile, ma... A un certo punto cosa è successo? A un certo punto io ho visto la ragazza Quarzia che purtroppo gli è ceduto i masegni sotto i piedi e quindi distinto mi sono buttato perché vedendo una ragazza in acqua bisogna non ragionare e salvarla. Senta, quanto era profondo sotto? Parecchio, perché la Quarzia l'ho vista andare sotto quasi tutta, quindi lei è una ragazza da 1,75 m, quindi potete ben capire che io quando mi sono buttato sotto non ho sentito quasi niente, quindi
io non sono altissimo, ma sono 1,75 m, e quindi sotto, insomma, ripeto, poteva esserci. Ecco, la paura è stata, ma questa è una cosa che mi sono reso conto in un secondo momento guardando i video, che si poteva andare sotto. Cioè, per fortuna siamo stati bravi a venire su, a tirar su e quindi a riuscire a non andare sotto il manto stradale, che comunque... Tra l'altro c'è da dire che questa è una via generalmente frequentatissima, anche in questo momento lo vedete peraltro, in alcuni basterebbe pensare a cosa succede qua, perché siamo vicini alla stazione ferroviaria, per esempio durante il carnevale qualche giorno fa. Se qui fosse avvenuto questo incidente mentre c'era la folla che si registra a carnevale, chissà, purtroppo staremmo parlando di qualcosa di molto più grave. Sarebbe stato abbastanza grave. Per carità è venuta su, diciamo che i primi zampilli che mi hanno riferito sono mezz'ora prima dal crollo, e quindi hanno avuto una visaglia, perché l'acqua, abbiamo fatto più o meno una stima, è fuoriuscita per più di un'ora. Io infatti, abitando e avendo una struttura alberghiera dentro quella calle là, sono riuscito a mettere una paratia in legno in modo tale da arginare il flusso d'acqua che veniva a cascata in calle e avrebbe allagato entrate. Altri non sono stati così rapidi proprio perché è successo tutto molto molto velocemente, per cui insomma adesso inizierà anche la conta dei danni di alcune attività. Abbiamo visto per esempio un ristorante che si trova qua dietro che era completamente allagato, come ai tempi dell'acqua alta, ma forse anche in maniera un po' più grave vista la rapidità che non ha permesso per l'appunto di prendere delle contromisure. Anna da Venezia, per ora è tutto, io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie anche ai tuoi ospiti che insomma non hanno consentito anche ad essere in diretta con noi in questa giornata comunque così difficile. Filippo, buon lavoro a te. Io so che dovremo avere già un altro collegamento, quindi da Venezia andiamo nella Marca trevigiana, siamo a Spresiano perché il comune di Spresiano è stato nominato per fare la parte da leone per quanto riguarda la pista di pattinaggio per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Per noi dovrebbe esserci Nicola Marcato. Nicola, buongiorno. Buongiorno, ci troviamo proprio qui nel cantiere dove dovrà essere costruito il velodromo e il palaghiaccio. Allora, la notizia, come dicevi tu, è ufficiale, è stata data proprio dal presidente Zaia ieri al punto stampa a Palazzo Balbi. Confermo la nostra proposta per la pista di pattinaggio su ghiaccio per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, è il velodromo di Spresiano, ha detto Zaia. Dunque Milano e Venezia stanno facendo gioco di squadra nel proporre l'alternativa per il pattinaggio veloce a cui ha rinunciato Baselga di Pinè in Trentino. Si era fatto avanti anche la regione Piemonte con Torino, però a quel punto è stata presa la decisione su Spresiano da Zaia. Non è una prova di forza, ha detto il presidente, ma la volontà di mantenere nella nostra regione questa disciplina. Secondo Federghiaccio potrebbe diventare, sia pure temporaneamente, il maggiore centro europeo di short track collegato alla 27 e alla Pedemontana. Spunta dunque questa ipotesi di coinvolgere Spresiano sui Giochi Olimpici e per parlare di questa opportunità abbiamo qui con noi il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Cosa ne pensa allora di questa opportunità, sindaco? Io credo che più che una prova di forza si tratti di una prova di intelligenza da parte di tutti gli attori in campo. Quale migliore occasione per portare a termine una struttura che ha avuto qualche problemino negli ultimi anni, e poi pensare di portare le Olimpiadi a Spresiano per il sindaco di Spresiano credo sia davvero una cosa incredibile, non ci avrei mai pensato. È chiaro che ci sono una serie di motivazioni che potrebbero far propendere la scelta proprio sul mio paese. E ci sono già i finanziamenti? Quanti soldi sono stanziati? Ma in realtà adesso noi con Federciclismo abbiamo rifatto il progetto, rimodulato il progetto per il velodromo,
e a fronte di circa 25 milioni, 20 milioni da parte della Presidenza del Consiglio, che sono la rimanenza del contributo originario, più 5 milioni che metterebbe il Comune di Spresiano perché aveva richiesto all'interno una pista di pattinaggio su rotelle all'interno del cerchio del velodromo, quindi 25 milioni di euro, adesso ne servirebbero 35, quindi altri 10 milioni di euro, e stiamo andando in cerca dei finanziamenti. È chiaro che con questa nuova possibilità cambia tutto, per cui bisognerà sentire insomma quali saranno anche le somme messe a disposizione. Il cantiere per ora procede? No, il cantiere è fermo fintanto che non si fa il nuovo accordo di programma e non si ha la copertura economica per tutto, però il nuovo progetto è di circa un mese fa, quindi non stiamo parlando di un nuovo progetto fermo da 10 anni, ecco. Sì, nel progetto dovrete anche ragionare sul fatto di realizzare un mini villagggo olimpico per gli atleti. Allora, io non sono un tecnico, per cui faccio fatica, ecco, ad esprimermi in tal senso. Noi come Comune, come Federazione Ciclistica, abbiamo dato incarico a Sport e Salute di rimodulare il progetto, quindi il progetto che abbiamo adesso, lo studio di fattibilità e anche il quadro economico che abbiamo adesso sono stati commissionati a Sport e Salute. Credo che la stessa Sport e Salute possa eventualmente modificare questo progetto inserendo anche questo villaggio olimpico. Io veramente sono anche un po' emozionato, di solito no, sono un po' più sciolto nelle interviste, ma questa è davvero una grandissima opportunità ed è bello vedere come anche il mondo della politica sia tutto unito, no, in tal senso, a partire chiaramente dal presidente Zaia, ma anche il senatore Luca De Carlo che si sta battendo per la causa, fino al sindaco di Spresiano. Insomma, credo che sia anche un bel segnale questo da dare alla gente. Sono delle Olimpiadi particolari perché daranno anche una svolta alla sostenibilità. Beh sì, sicuramente quello penso sia, l'ha detto anche il ministro Salvini, mi pare, no? Che l'affidamento, ecco, o la scelta del luogo sarà dato anche dalla sostenibilità ambientale, no? del progetto. Io credo che comunque i progetti che vengono fatti al giorno d'oggi abbiano una forte sensibilità in tal senso, tutti quanti. È chiaro che qua però si parte da un luogo che ha già un finanziamento in itinere. Abbiamo, come dicevi tu prima, i collegamenti viari che sono di primo ordine, perché sì, Pedemontana, la Pontebana, quindi una statale, 2 provinciali, abbiamo l'autostrada con 2 caselli molto vicini a noi, ma non dimentichiamoci che abbiamo anche l'aeroporto di Treviso a 20 minuti e l'aeroporto di Venezia a mezz'ora, per cui ecco, è facilmente anche raggiungibile. Oltre poi insomma a mettere a disposizione tutte le strutture ricettive e tutto quello che c'è di fuori dalle gare che dà la marca trevigiana. Abbiamo un territorio che è favoloso, per cui c'è tutto, ecco. Perfetto, allora vi ricordo anche che poi gareggeranno gli atleti paralimpici, e un altro aspetto che dovranno cercare di risolvere è la pista di ghiaccio, perché dovrà essere di 450 metri mentre quella del velodromo è di 200 metri inferiore. Se non ci sono domande da studio, io cedo la linea. Grazie Nicola, grazie, un saluto anche al tuo ospite, il sindaco di Spresiano. Tra l'altro è arrivata proprio una nota da parte del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, il consigliere Alberto Villanova, proprio legata al velodromo di Spresiano. Un buon motivo per ottimizzare i costi, dice Villanova, e rendere ancora più appetibile lo sport nella Marca trevigiana. Ottima idea quella lanciata dal presidente del Veneto, Luca Zaia. Cambiamo decisamente argomento ora, perché abbiamo anche tante notizie di cronaca da darvi. La prima, la più grave, la più pesante, quella che racconta della morte dopo 2 giorni di agonia di un bambino di 7 anni, pare soffocato da un palloncino con il quale stava giocando. Andiamo a Monte Galdella, siamo in provincia di Vicenza. Alla fine, dopo 2 giorni di agonia all'ospedale San Bortolo, è morto Alessandro Di Lorenzo, il bimbo di 7 anni vittima di un incidente domestico. Oggi ne è stata dichiarata la morte cerebrale dopo essere stato soffocato dai residui di un palloncino scoppiato mentre veniva gonfiato.
L'incidente era avvenuto venerdì a Montecaldella, dove il bimbo abitava. Ad accorgersi e a tentare di soccorrerlo la nonna, presente in casa in quel momento. Sconcerto e dolore per la tragedia che ha scosso tutti in paese, soprattutto i suoi compagni della scuola primaria, che con i genitori accompagneranno Alessandro domani al suo funerale, organizzato per le 15 nella chiesa di Sant'Arcisio di Ghizzole. E poi c'è l'altra tragedia, quella di Tommaso Fabris, il ragazzo di soli 17 anni che non ce l'ha fatta, colpito da una meningite batterica, anche lui è spirato in ospedale dopo diversi giorni di agonia. Per questo, per tutte le ultime novità, vi ricordo che ancora la data del funerale non è stata fissata. Ci colleghiamo con la nostra Vanessa Banzato da Tezze sul Brenta. Vanessa, buongiorno a te. Sì, ci troviamo assieme al dirigente scolastico del Liceo Scientifico Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, il dottor Mario Tedesco. Ci troviamo qui per parlare di quanto accaduto. Da Ponte era la scuola frequentata da Tommaso Fabris, il 17enne morto proprio ieri a causa di meningite, meningococco tipo B che l'ha stroncato in pochissime ore. La scuola, si diceva, era una delle tante famiglie di Tommaso. Sì, assieme appunto alla sua famiglia che ha dimostrato in questo momento una straordinaria forza d'animo, perché ho avuto modo di incontrarli insomma nei tragici momenti della giornata di ieri, e il basket, il mondo del basket e dello sport che anche esso si è dimostrato straordinariamente vicino in questo evento così terribile. La scuola in questo momento si sta attivando, la classe stamattina ha incontrato una psicologa per un'azione di supporto e di condivisione dell'evento, e stiamo pensando anche ad un momento non particolarmente lungo però intenso, insomma un evento collettivo in cui gli studenti, i ragazzi si esprimano rispetto a questa circostanza che ha colpito la scuola, perché all'interno della sua classe il ragazzo era un elemento particolarmente positivo, un elemento di riferimento, una sorta di collante, e adesso insomma la classe ha visto questo punto di riferimento venire meno in una modalità semplicemente incomprensibile. Resta un banco vuoto nella sua classe, tra l'altro si sa che proprio ieri, quando è stata divulgata la notizia, quando si è appresa la notizia, non solo la classe, non solo i ragazzi, ma gli insegnanti, i collaboratori, insomma tutta la scuola è rimasta davvero toccata, sconvolta. Sì, siamo rimasti particolarmente scossi, perché poi ovviamente accanto alla dinamica in sé sappiamo purtroppo spesso che se un digitale alle volte eccessivamente pervasivo e in alcuni casi anche pernicioso, diciamo che in questi giorni ci sono stati anche aspetti molto meno lieti, con una diffusione di notizie, un tam tam, insomma anche molto, molto spiacevole, però lo sconcerto, lo sgomento dei docenti, della comunità della classe è stato immediato e condiviso da tutti, insomma. Adesso questo momento di condivisione collettivo-collegiale si terrà, si presume, venerdì mattina? Sì, è una delle collocazioni a cui stiamo pensando, è qualcosa che stiamo per definire, insomma. E in vista del funerale poi l'intera scuola parteciperà? Vediamo appunto cosa È ancora da valutare, certo, questo. Cioè, poi ovviamente vediamo appunto come si concretizzerà la partecipazione della scuola, insomma. Ecco, si diceva la famiglia scuola totalmente vicina alla famiglia di Tommaso, che avete incontrato, avete visto i genitori, giusto? Sì, abbiamo incontrato ieri nella drammaticità del momento, ero assistito anche dal professor Carlesso, che non solo è un docente della classe, quindi comunque un punto di riferimento, ma è anche la nostra funzione strumentale per l'inclusione, quindi ha
anche un particolare approccio a determinate tematiche, quindi ogni scuola ha come patrimonio gli studenti e i docenti che in alcuni casi insomma, possono anche supportare l'azione della scuola anche nei momenti di difficoltà. Bene, per il momento dal liceo scientifico Jacopo da Ponte è tutto, io ricedo la linea allo studio. Grazie Vanessa. Allora noi adesso facciamo vedere il servizio realizzato dalla redazione di Bassano del Grappa, che ha intervistato il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. È un'ingiustizia, ha detto, e ovviamente tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia per questo grande dolore. Vediamo il servizio. La situazione era apparsa gravissima fin dal primo momento, adesso le speranze sono finite e resta un enorme dolore che condividiamo con la famiglia e con i suoi tantissimi amici. È il dolore di tutta la comunità quello che esprime con grande commozione il sindaco Luigi Pellanda, corso ieri in ospedale per portare a Tommaso l'affetto di tutto il paese. Tezze sul Brenta, come gli amici, i compagni di squadra e di scuola di Tommaso, si è stretta attorno alla famiglia del 17enne. Quella di Tommaso è una morte difficile da accettare. Per la nostra comunità si tratta di un lutto difficile anche solo da accettare, perché quando perde la vita un ragazzo di 17 anni si fa davvero fatica a prendere coscienza di una realtà così drammatica. Mi conforta sapere che l'affetto che sta circondando questo nostro figlio è la testimonianza di quanto ben voluto fosse il ragazzo. Ieri, quando sono andato in ospedale, assieme ai familiari e ai tanti compagni di classe, ho visto negli occhi di tutti un dolore così profondo che ha lasciato in ognuno di noi un grande sconforto e un senso di ingiustizia. E si è partiti dunque con una fase di profilassi avviata dall'ULSS 7 Pedemontana. Al momento sono circa 60 i contatti già usciti dal periodo di osservazione. Gli ultimi aggiornamenti dal direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 7, il dottor Antonio Stano. Lo ascoltiamo. Siamo arrivati a profilassare 260 persone. Ci sono 2 farmaci che sono indicati come prima scelta da antibiotico da offrire alle persone che sono appunto contatti stretti. La definizione di contatto stretto però risponde a dei criteri. Sono quelli della classe, i compagni di classe, sono i familiari, sono quelli degli eventuali ambiti ricreativi ma con contatti ravvicinati molto prolungati, come per esempio una partita di basket nel caso specifico con le 2 società interessate. Lo abbiamo allargato anche a 2 occasioni di feste, di ritrovi conviviali fatti nell'ultima settimana dal contagio. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, linea alla regia, poi torneremo per darvi tutte le notizie che arrivano dal Veneto. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione, continuiamo con le nostre notizie di cronaca. Prima parlavamo di vaccini per la profilassi per la meningite che sarà fatta, è già stata fatta a 60 ragazzi che sono venuti in contatto con Tommaso Fabris. C'è un'altra notizia che ci parla di vaccini, ma di altro stiamo parlando evidentemente. L'ex infermiera Emanuela Petrillo, lo ricorderete, dovrà risarcire con circa 80.000 euro l'ULSS 2 Marca Trevigiana per non aver vaccinato i bambini nel periodo in cui prestava servizio presso l'azienda sanitaria del Veneto. Lo ha stabilito la Corte dei Conti del Veneto. In precedenza Petrillo era stata condannata anche dai giudici contabili del Friuli Venezia Giulia per il periodo in cui era in servizio a Codroipo. L'indagine riguardava il periodo tra gennaio e giugno 2016 in cui la dipendente non avrebbe somministrato 1420 dosi di vaccino contro il morbillo ai piccoli pazienti. Dopo l'indagine interna la Procura di Treviso ha aperto l'indagine poi unificata con il fascicolo friulano. Dunque è arrivata questa sentenza di risarcimento di 80.000 euro nei confronti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. E con la cronaca restiamo purtroppo nel Trevigiano perché ieri si è spento al Cafoncello il 41enne papà di Sarmede, investito 20 giorni fa da un'automobile a Cappellamaggiore. Paolo Dalcine è la 10ª vittima della strada nel Trevigiano dall'inizio dell'anno.
Ha lottato per 20 giorni, ma non ce l'ha fatta. Si è spento ieri all'ospedale Cafoncello Paolo Dalcin, 41 anni, programmatore informatico residente a Sarmede. Lo scorso 9 febbraio era stato investito da un'auto a Cappella Maggiore mentre attraversava la strada proprio davanti al municipio del paese. Dalla sera dell'incidente era ricoverato nel reparto di terapia intensiva ed in queste lunghe settimane familiari ed amici avevano sperato che le sue condizioni migliorassero e che Paolo potesse tornare ad abbracciare la compagna Lisa ed il figlio Samuele di 10 anni. Purtroppo così non è stato e ieri il suo cuore ha cessato di battere. Paolo Dalcin era un giovane molto apprezzato e stimato, notissimo a Sarmede dove viveva con la famiglia. Lavorava a Conegliano come programmatore di siti web. Era anche un grande appassionato di sport, calcio che aveva praticato da giovane e ciclismo. Molti i messaggi di cordoglio in queste ore alla famiglia. Eccoci, vi presento il nostro primo ospite di questa diretta. Mi ha raggiunto in studio Rudy Zanatta. Rudy, buongiorno, Ciao, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Per essere arrivato, Rudy è uno dei 3 nuovi alfieri della Repubblica nominati di recente dal Presidente della Repubblica Mattarella. Allora, intanto grazie per averci raggiunto, grazie all'associazione Sogni che ha fondato Rudy, realizza sostanzialmente i sogni dei bambini più sfortunati, i bambini che in alcuni casi lottano per la vita. Allora, intanto partiamo dalla fine, quindi partiamo da questa onorificenza. Come le è stato comunicato e insomma, qual è stata la sua prima reazione a questa notizia? Guarda, intanto grazie. Giovedì scorso mi è arrivata la telefonata direttamente dal Quirinale dicendomi che appunto mi era stata data questa onorificenza per appunto quello che da 20 anni stiamo facendo. E mi sono tremate le gambe. È stata una grande emozione e comunque dopo un po' di tranquillità è esplosa per questa grande gioia proprio per dare la possibilità ancora di più a Sogni di essere conosciuta ancora di più, insomma. E noi siamo qui apposta, vi facciamo vedere, adesso chiedo alla regia di farvi vedere delle immagini di un video che è stato realizzato e che in qualche modo andrà a contestualizzare chi è, che cos'è Sogni. Allora, Sogni, nato appunto Rudy 20 anni fa, aiuta a realizzare i sogni dei bambini, che sono i più diversi, più disperati, quindi magari conoscere i propri idoli dallo sport al mondo della musica. Adesso vediamo Caparezza, addirittura Papa Francesco. Allora, raccontaci com'è nata, Rudy, questa grande avventura. Tu sei un ex giocatore di pallacanestro, quindi sei uno sportivo e poi 20 anni fa hai realizzato il tuo primo sogno, ci racconti? Sì, nasce un po' prima con la morte di mio fratello nel 1988 e quindi lì elabori tutta una situazione, ci metti un po' e dopo decidi se trasformarla e restare lì nella forma, con tutto il rispetto, dolore, o in qualche modo poi cerchi di trasformare in qualcosa. 20 anni fa si avvicina una ragazzina, amica, figlia di amici, Emily, che purtroppo viene diagnosticato un brutto male e lì pian pianino in questo suo anno di malattia, che poi è vissuta un anno, mi chiede di realizzare, non lei ma la famiglia, perché lei ha espresso il desiderio di andare in Giamaica, di fare questo viaggio da 18enne. Il 1° settembre del 2004 gli regalo il suo passaporto e il 5 settembre, quindi il giovedì dopo, partiamo non per Giamaica ma per Boa Vista, Capoverde, perché era col fatto che non poteva volare più di tanto, perché era una ragazza terminale. Siamo riusciti ad affrontare questo viaggio con suo fratello più grande, la sua migliore amica, che lei aveva deciso un po' anche chi, e l'infermiere, che era il suo migliore infermiere, Matteo. E lì Emily gli si sono riaccesi gli occhi. Ha cominciato a essere di nuovo una ragazza, una donna, una 18enne, ha cominciato a mangiare, ha cominciato a ballare, ha cominciato a muoversi e una sera così mi dice: sai che bella sta cosa qua? E ho capito che stavo facendo la cosa giusta e mi fece promettere di continuare anche con altri bambini poi del reparto che lei seguiva, poi faceva un po' la babysitter perché era più grande. Quando sono tornato a casa sotto il commercialista e ho realizzato appunto Sogni.
e sono ormai 20 anni. Quindi Sogni nasce come un'associazione Onlus, del quale appunto tu sei sostanzialmente il presidente e il fondatore. padre e presidente, e come intercetti questi bambini, questi giovani, cioè le segnalazioni da dove arrivano e come si riesce anche a sostenere? Certo. Allora, all'inizio il riferimento più importante era quello che ho sempre seguito, era quello di mio fratello, era quello di Padova, l'oncoematologia pediatrica di Padova, un grande centro, uno dei più grandi, anzi il più grande d'Europa, è una cosa grande, e lì fanno riferimento poi tanti ragazzi di tutta Italia. E quindi la cosa all'inizio era direttamente magari con i medici, che attualmente poi pian piano è diventato anche un rapporto di fiducia, e infatti per noi è importante dire il potere del sogno, perché il sogno in aiuto nella fase depressiva, soprattutto di questi ragazzi che stanno dentro, li aiuta a superare anche molte volte i momenti più difficili di cura, e in alcuni momenti, come è successo anche ultimamente, quando i stessi medici mi chiamano, e gli infermieri o i psicologi, per realizzare proprio l'ultimo desiderio, che proprio loro vorrebbero, i medici stessi, che io andassi assieme a loro ad accompagnare. Come sei riuscito a fare pace con insomma, anche la difficoltà di approcciarti a dei bambini sapendo bene che quello è l'ultimo desiderio, cioè riuscire ad affrontare anche questo emotivamente, no? Perché sì, non è facile, però mi metto sempre un po' dall'altra parte. Io da fratello ho sofferto da fratello, mai quanto i miei genitori. Adesso che sono papà sicuramente non è facile. Dall'altra parte cerco di essere quello che mi viene, tra virgolette, facile, realizzare i sogni, affiancandomi proprio come sono e cercando di essere un amico, no? E quindi dopo logicamente ti affezioni. Il peggio viene dopo, nel momento in cui magari questi ragazzi purtroppo e per fortuna sono sempre meno, perché per fortuna tanti ce l'hanno fatta, tanti ce la stanno facendo, però quando manca non riesco a non affezionarmi, dopo non ti nascondo che anch'io sto male, perché è normale, perché non è che faccio il sogno e poi sparisco, continuiamo, diventano parte della grande famiglia Sogni. Certo, perché poi è diventata una grande famiglia. Continueremo a parlare di questo, dobbiamo dare la linea ai colleghi di Padova, certo. Perché a Padova da diversi giorni c'è un ladro che sta colpendo, ha già colpito diversi esercizi commerciali. La nostra Valentina Visentini è anche riuscita ad intervistare una delle vittime, quindi il titolare di un locale. Quindi Rudy, resta qui con noi, diamo la linea subito alla nostra Valentina Visentini, che vedo collegata. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Anna, mi trovo nel centralissimo Corso Umberto, dove c'è stata l'ultima spaccata. Poi vi faremo sentire cosa ha detto il titolare del locale alle mie spalle, e vedete i segni ancora dell'ultima spaccata. Si pensa possa essere un unico ladro che abbia agito più volte già in 3 locali in appena una settimana. Ci sono indagini della polizia in corso, potrebbero esserci delle novità, perché insomma ovviamente ieri c'era la polizia scientifica che ha rilevato alcune tracce qui all'interno di questo locale, e l'incubo delle spaccate nei locali padovani torna, perché lo ricorderete, nell'estate del 2020 ci furono una serie di spaccate nei locali del centro, così come nel 2018 quando venne arrestato un ladro seriale autore di ben 44 spaccate ai danni di locali del centro, che vengono proprio presi di mira perché tutti quanti hanno le vetrine che affacciano sulla strada, spesso senza inferriata, e anche in questo caso il ladro ha cercato di sfondare quella vetrata e poi è saltato all'interno provocando molti danni. Sentite cosa ci ha raccontato il barista e io restituisco la linea allo studio. Molto probabilmente con una massa e il vetro che è antisfondamento, e dopo di cui è riuscito a aprire il finestrino a vasist per imbucarsi per una stretta frecciura. Senta, ma è la prima volta che le succede una cosa del genere, ma cosa si prova a essere sveglio? Sta male nel confronto a una roba così. Ti trovi il cassetto della cassa tutto distrutto perché l'ha massacrato nel cassetto, e per pochi soldi di spiccioli che c'erano. Ecco, per scavalcare in questa posizione un atleta e ha tolto il cassetto dalla cassa, l'ha sventolato per terra per poterlo aprire in maniera pazzesca.
Alla fine quanto le hanno portato via, signor Righetti? In fondo cassa circa si gira sui 100 euro al massimo. E di danni invece quanto? I danni, qua il vetro quanto sembra già preventivo sui 500 euro. Più la cassa? Più la cassa, sì, un cassetto della cassa davanti a 80 euro. Ecco. E più una giornata di lavoro persa. Ci sono stati anche altri episodi in città, insomma, siete un po' preoccupati? Nel giornale che sia nel 2020 che delle vetrine là tutte nel periodo estivo, nel mese di agosto, appunto, ma dicono che sono già sulle tracce di chi è stato. Eccoci, allora rientriamo in studio. A Padova sta accadendo ormai da una settimana ogni giorno una spaccata in uno dei bar del centro, quindi ringraziamo la nostra Valentina Visentin che ci ha portato anche questa testimonianza viva, insomma, perché poi viene rubato 100-150 euro il fondo cassa, quindi stiamo parlando sicuramente anche di storie di difficoltà o di disperati che arrivano a rompere magari vetrate che costano 2000 euro per portare a casa 100-150 euro. Mi viene in mente, Rudy, lo condivido con te, un paio di settimane fa ci fu una spaccata fotocopia a questa a Mestre e fu rubato un pacchetto di crostoli, un pacchetto di galani, quindi stiamo raccontando anche fenomeni di questo tipo. Ma torniamo a Sogni. Sogni nasce appunto con il desiderio di realizzare l'ultimo sogno di una ragazza e da lì, attraverso il sogno di questa ragazza, di poter realizzare anche quello degli altri amici che erano con lei in degenza al reparto di oncoematologia, quindi stiamo parlando anche di bambini purtroppo terminali. Rudy Zanatta si è attivato e per questo è stato premiato. Questo premio, tra l'altro, in qualche modo riconosce e diffonde, va a diffondere questa grande opera. Tu pensi, Rudy, che da un premio come questo, un riconoscimento che arriva a livello nazionale, ci possa essere ancora più partecipazione nell'attività di Sogni? Cioè, qual è la speranza che tu hai nei confronti di Sogni? Cioè, che cosa vorresti che succedesse per Sogni domani, dopodomani? Ma sicuramente quella possibilità in più che potrebbero essere le donazioni o le sponsorizzazioni, perché noi sosteniamo totalmente le famiglie sono totalmente, quindi magari più visibilità darà possibilità magari ad accedere a fondi o magari più facilmente anche con i ministeri o con quello che potrebbero essere le istituzioni o le aziende, per anche l'affidabilità, perché comunque questa è anche dimostrazione sicuramente di un lavoro fatto in un certo modo e soprattutto sicuramente già come sta già succedendo avremo più contatti anche per richieste di sogni e quindi là, aumentando la richiesta, poi aumenterà anche più il bisogno di sostenere i sogni, ma questo è una grande cosa. Il mio desiderio più grande, il mio sogno più grande è sempre quello di non realizzare più nessun sogno, perché vuol dire che non ci sono più bambini o ragazzi ammalati. Però questo darà sicuramente un aiuto in più a tutto quello che è la comunicazione e sicuramente è una bella possibilità. Ascolta, abbiamo visto un bimbo incontrare Aldo, Giovanni e Giacomo, poi magari lo rivedremo nelle immagini, ma allora ad esempio come avviene, anche perché questi bambini immagino vengano colti di sorpresa, perché è la sorpresa anche che rende incredibile il sogno. Sai che la disillusione è sempre la cosa che io non voglio, perché magari fino all'ultimo momento, anche se ho la certezza con i vari contatti diretti degli artisti che ci danno l'ok, ma fino all'ultimo momento ho sempre paura che magari succeda qualcosa, no? E allora il modulo che abbiamo noi è quello di raccontare una bugia. Quindi io sono Rudy che arriva a prenderti per fare una gita da qualche parte o per accompagnare sempre il papà e la mamma magari da un altro medico. Eccolo qua, lo stiamo vedendo, lui. Angelo di Vicenza, che lo saluto. E lui sapeva che doveva andare anche se lo trovate anche su Sogni Channel, nel nostro canale, avete proprio tutto anche lui pensava di andare a vedere dei medici. E quando è arrivato là hai visto infatti poi... Aldo, Giovanni e Giacomo, il suo sogno era quello di... Sì. Fai conto che ha ordinato la pasta alle sarde perché in uno sketch che Aldo ha detto lui ha voluto prendersela come sono così questi ragazzi. E quel poi giorno... anche i personaggi dello spettacolo, i personaggi dello sport, no? Cioè la voglia di avvicinarsi a questi che poi sono dei miti per questi ragazzi che immagino debbano lasciare da parte la scuola per un lungo periodo e quindi si avvicinano magari di più al mondo dell'intrattenimento, al mondo dello sport. Sì, perché passano il tempo comunque davanti a un tablet o davanti ai telefonini e quindi vivono quei momenti che hanno in ospedale in qualche modo grazie alla tecnologia. Poi
come Padova hanno dei grandi servizi all'interno, ci sono le scuole che continuano all'interno, fanno delle animazioni, perché se comunque i poverini devono anche continuare. Però oltre ai miti, oltre ai loro, c'è per esempio Achille che sognava le campane, no? E quindi voleva suonare le campane. L'abbiamo portato a suonare le campane del Duomo di Verona, perché lì c'era una campana che aveva quella forgiatura, che aveva quel nome, che aveva quella tonalità, quindi un ragazzino di 9 anni che aveva una conoscenza enorme e che ci ha stupito. Come Mario, un'altra ragazzina che voleva volare, quindi l'abbiamo portata a Lido di Venezia, che non sapevo che c'era l'aeroporto Nicelli, che ho scoperto essere anche una cosa bellissima, che ci hanno dato una mano a far volare questa ragazzina. Quindi è salita sull'ultraleggero. Sì, che poi anche il comandante gli ha lasciato anche in mano la cloche e l'ha fatta un po' volare lei. E, ecco, queste sono un po', vanno dal cantante al calciatore e poi anche dai loro più desideri che possono avere. Quindi restituire la meraviglia quando la malattia l'ha un po' portata via. Sì, diciamo che vivono una situazione sicuramente di normalità quando è scontata. Per alcuni ragazzi che dovrebbe essere la normalità, all'improvviso tutto cambia. E quindi il mio modo perché realizzare i sogni? Perché ancora adesso il discorso che ricordo di mio fratello, qualcosa non è riuscito a realizzare, a fare, no? Certo. E quindi io sostengo moltissimo la ricerca e deve esserci, perché se non c'è la ricerca, quindi tutte quelle grandi associazioni che fanno ricerca, e dovevo fare qualcosa che poteva essere di diverso e quindi dare a loro questa normalità al di fuori delle mura anche solo per un giorno, quindi realizzare, ecco, quello che era il loro sogno e fargli vivere in qualche modo questo momento, proprio staccando la testa a loro e anche ai loro papà, ai loro mamma, ai loro fratelli, anche di riunirli assieme, perché purtroppo stanno staccati in quella normalità che purtroppo per quel periodo in ospedale non c'è più. Raccontaci l'esperienza di questo channel, di questo nuovo canale, no? Perché allora nasce l'associazione Sogni e poi si evolve anche in altre forme. Con il rinnovo del terzo settore che è stato in atto, che è in atto adesso, quindi abbiamo voluto anche allargare aprendo anche l'impresa sociale Sogni, che quindi ci dà il modo anche di agganciare le aziende in questo modo, ma in questo modo abbiamo dato modo di mettere in piedi una struttura che si chiama Sogni Channel, che è questo canale YouTube, che darà modo ai ragazzi, quelli che ce l'hanno fatta o che stanno ancora continuando, a creare, attraverso loro i protagonisti, no? Di mettere in piedi dei format video che parlano di musica, che parlano di cucina, che parlano di ambiente, che parlano di varie cose, però con una redazione fatta da loro. Loro scrivono, girano assieme a 2 docenti professionisti che abbiamo scelto e abbiamo cominciato a mettere qualcosina. Adesso a breve partiremo con altri vari, perché stiamo riempendo adesso il serbatoio proprio per strutturarlo in un certo modo, ma ci ha dato modo anche di dare a loro una continuità oltre al sogno. Ma la cosa bella, ho fatto inclusione in questo modo, i ragazzi che ce l'hanno fatta, che hanno vinto la loro battaglia o la stanno combattendo, assieme ai ragazzi che sono, lasciami il termine, più fortunati, che stanno bene, di farli lavorare assieme. Quelli ammalati o che sono stati si sentono più normali e gli altri fanno parte di un progetto sociale e si sentono belli, forti di fare questa cosa nel loro mondo, che è il mondo dei social adesso. Quindi possiamo andarla a vedere tranquillamente scrivendo YouTube, Sogni Channel su YouTube. Sogni si trovano Channel, anche addirittura i nostri sogni, adesso stiamo cercando di strutturarlo bene, ci vorrà ancora un pochino, e anche là perché anche quello andiamo a budget, quindi dovremmo trovare delle aziende, delle sponsorizzazioni che ci danno una mano a sostenerli, e sono sicuro che anche grazie anche a questo premio, qualcosa, sicuramente andremo a portare avanti questo bellissimo progetto. Come pensi che possa essere arrivato a te il Quirinale? Allora, io so che tu, appunto, venendo a contatto con personaggi famosi, so che sei anche molto amico di Antonella Clerici, sì, proprio perché sei riuscito anche ad andare a Sanremo, insomma, anche questo, perché sappiamo, avere la visibilità è importante e aiuta anche, certo, per poter, appunto, trovare sostegno nella vostra attività. E come pensi che possa essere arrivato il Quirinale? Guarda, come anche per il Festival di Sanremo, è sempre stato un bambino, una ragazzina in questo caso. Per il Festival di Sanremo Antonella aveva realizzato un sogno a Federico, un ragazzino qui di Mogliano, che poi col tempo è mancato, Antonella si è affezionata e poi da lì non si è più staccata da sogni e mi ha voluto il festival.
per far capire cosa facevo e cosa facevamo, per darci la giusta visibilità. Certo. Qui in questo caso un anno fa, esattamente nel passaggio che il Presidente della Repubblica stava uscendo il sabato e domenica per andare via perché aveva finito il suo mandato, il giovedì, che ero poi a casa col Covid, mi arriva una richiesta di una ragazza di 18 anni di Torino, che era ricoverata a Regina Margherita di Torino e non stava bene, aveva avuto un attimo di una ricaduta e purtroppo il venerdì aveva preso anche il Covid. Chiede di poter parlare, non lei ma i genitori, era per fare un regalo a lei, il suo desiderio era quello di sentire il Presidente della Repubblica. Sono riuscito attraverso i vari contatti ad arrivare alla segreteria del Presidente e sono stati gentilissimi e l'unica cosa è che avendo finito il mandato il Presidente stava andando a casa, lui sarebbe rientrato il lunedì mattina per cominciare le votazioni che poi sono cominciate, con la disponibilità poi che lunedì avrebbe chiamato poi la Gilda, si chiamava Gilda. Il domenica pomeriggio però Gilda muore e quindi quel sogno è rimasto nel cassetto. Lì dopo loro, il capo di gabinetto, che è rimasto proprio male, mi fa cosa possiamo fare, ho detto guarda se ve la sentite vedete voi se il Presidente vuole fare le condoglianze o qualcosa. E da lì loro mi fa no ma cosa possiamo fare, abbiamo visto il suo sito, non sapevamo cosa potevamo fare, gli ho detto ma no ma io sono un regista, cioè coordino e cerco sempre di far sì che le cose si riesca, che vadano a buon fine. Poi da là va bene, la ringrazio per tutto quello che fa e da lì. Giovedì scorso mi vedo arrivare la telefonata da questo, mi fa guardi la candidatura che avevo proposto è arrivata, quindi l'abbiamo candidata, cioè il Presidente gli ha dato questa onorificenza e quindi da lì, e quindi ancora in questo caso Gilda, è un modo, dico, ho chiamato anche i suoi genitori perché comunque la voglio dedicare a Gilda questa cosa, è un po' che il suo sogno in qualche modo si avvicini, io adesso chiederò poi che magari in qualche modo il Presidente possa, se vorrà, incontrare i fratelli, no? Che era un po' il desiderio che avevano di andare tutti assieme. Però comunque arriva sempre da una squadra che io ho lassù, ne ho una lassù e in una qua giù che lavora bene, anzi ho il mio staff anche che mi dà una mano, anche perché faccio tanto da solo, ma se ho anche il mio gruppo che mi dà una mano si fa di più. Ha un po' anticipato la mia domanda, no? Volevo chiederle, onore al merito, questa è un'onorificenza, è un onore al merito. Lei è consapevole che il merito non è solo suo, no? Certo. Diceva che ha una squadra attorno e sì, in cielo che le dà anche la forza, no? Perché bisogna avere quotidianamente una forza, una motivazione, certo, per andare avanti in questa azione. Sì, la prima è sicuramente mia moglie, che adesso è inserita anche lei all'interno, mi sta dando una mano perché altrimenti non riuscirei a coordinare vita e associazione, quindi anche i miei figli che capiscono questo, ma poi ha un buon direttivo, siamo una decina e veramente sono attivi anche nella parte di sensibilizzazione e adesso ci stiamo strutturando con l'impresa e quella pian pianino dovrà prendere perché è un anno solo e quindi un po' alla volta stiamo crescendo. Quello è il suo sogno? Quello è il mio sogno, sì. E quindi se non avessi attorno le mie persone di fiducia, poi il gruppo più grande, la squadra più grande sono la cosa diretta. Non siamo un'associazione con tanti numeri di soci perché la maggior parte sono direttamente gli infermieri, direttamente i psicologi e i medici di ogni reparto, perché ormai gli ospedali non è solo Padova, ma abbiamo riferimento oncologico di tutti gli ospedali d'Italia. Quindi mi chiamano, abbiamo fatto sogni a Taranto, abbiamo fatto a Palermo, Sassari, Milano, quindi ovunque dove ci chiamano poi interagiamo direttamente con l'equipe medica. Quindi insomma il bene chiama bene, no? Questa catena farete e questa è una cosa assolutamente importante. Ci racconta così un po' un retroscena, un aneddoto di un sogno che è stato particolarmente difficile da realizzare ma poi ce l'avete fatta? Magari un personaggio inarrivabile o insomma qualcosa per la quale... C'è stato, allora quando non riusciamo, per esempio sono alcuni artisti proprio per la sensibilità che magari hanno difficoltà ad avvicinarsi a un bambino ammalato, allora ce lo dicono in qualche modo, però noi in qualche modo riesco sempre a raggiungere, non per presunzione, ma perché abbiamo messo il piano A e il piano B, dove non riesco a raggiungere un sogno, magari abbiamo la seconda possibilità e quindi andiamo ad accontentare il bambino. Quello che
mi è rimasto male, uno dei desideri più importanti che mi è stato chiesto e non sono riuscito a realizzare era il sogno di Marco che voleva guarire e purtroppo non ce l'ha fatta. E lì è stato uno di quei sogni che dico sempre, come prima, spero sempre che non ce ne siano più bambini ammalati, perché vuol dire che, sì, che non faccio più sogni proprio perché non sono più bambini ammalati. Senta Rudy, noi siamo anche qui per darle una mano, quindi Associazione Sogni, c'è bisogno di tutti, no? Del sostegno di tutti per continuare a realizzare i sogni di questi bambini che ovviamente noi ci auguriamo che siano sempre meno. È bello quando lei ci va a raccontare, perché sono 20 anni che lei coltiva e realizza sogni, che i bambini siano sempre meno, no? Quindi questo è un po' il segnale che la ricerca sta andando avanti, che le cure mediche stanno facendo passi da gigante. Questo è anche, insomma, una bella testimonianza che lei ci può dare qui in questa sede. E poi c'è bisogno dell'aiuto di tutti, quindi lanciamo, insomma, questo messaggio anche da qui per aiutare e coltivare, far progredire l'associazione Sogni. Adesso, al di là, insomma, di questa onorificenza per la quale davvero noi ci congratuliamo con lei, ma poi è dal territorio che può arrivare la forza per aiutare e continuare a dare linfa vitale a Sogni. Grazie, che ha sempre risposto poi bene il nostro territorio. E l'unica cosa che posso chiedere adesso, se ci sono, proprio essendo anche poi un'impresa sociale, oltre che una onlus, cioè trasformata adesso anche in ODV, perché c'è la trasformazione adesso in ODV, e qualsiasi azienda, qualsiasi persona che ha voglia di darci una mano, che crede in noi, ci contatti, può trovarci sul nostro sito, ci sono tutti i contatti, che è www.sogni.tv. Da lì ci sono tutti anche i miei contatti personali, basta che mi chiami e siamo qua. Insomma, assieme, io credo che tutti assieme, io da solo non posso fare, io posso essere un catalizzatore e condurre, però se non, io credo nella rete, quindi più siamo, più possiamo aiutare questi bambini speciali. Grazie Rudy, è un piacere averla avuta con noi in questo spazio, davvero in bocca al lupo e grazie per il lavoro che fa. Noi andiamo avanti, ovviamente questa sera realizzeremo un servizio all'interno dei nostri notiziari per ricordare, insomma, la grande avventura di Rudy Zanatta e l'onorificenza che è arrivata dal Presidente della Repubblica. Adesso noi andiamo avanti, dobbiamo aprire un'altra pagina importante, che è quella che ci parla dei grandi cambiamenti climatici che stiamo vivendo, la siccità che sta mettendo in ginocchio decine e decine di agricoltori. Addirittura pensate che la Coldiretti ha annunciato che gli agricoltori stanno rinunciando alle semine perché non sarebbe conveniente, non sarebbe competitivo. Partiamo con alcune interviste realizzate dalla redazione di Bassano del Grappa alle persone, alla gente comune, per capire quanto la siccità li stia preoccupando, e tra pochissimo avremo con noi un agricoltore. Intanto vediamo il servizio. Parecchio. Dobbiamo incominciare a imparare a risparmiare l'acqua. Lei ha già adottato delle buone pratiche? Cerco, è un po' difficile ma si cerca. E l'orto per a casa? Sì, ce l'ho l'orto. E come è messo il suo orto adesso? Beh, adesso è messo male e dopo si cerca di fare, come si dice, l'irrigazione goccia a goccia in modo di consumare meno acqua. Non piove da un mese, siamo già col problema della siccità alla fine di febbraio. È brutto ciò. Speriamo che piove, che aveva messo pioggia, ma invece non è arrivata la pioggia. Lei per caso ha l'orto a casa? Come sta il suo orto? Male, perché non si impianta niente adesso. Perché il problema è che la terra è troppo secca? Sì, non si può neanche vangare, niente. Non piove da un mese, a febbraio? Non si preoccupa, tanti si preoccupano, purtroppo è un problema grosso. E qui. Lei ha l'orto per caso? Sì. E come sta il suo orto? Il mio sta anche bene perché sotto che c'è una sorgente e ora è sempre umido. Dovrebbe già aver piovuto di più, invece così. Speriamo nella provvidenza. Non solo per l'essere umano, ma anche per le culture e via dicendo, e per le risorse idriche, siamo altro che preoccupati. Lei per caso ha un orto, una coltivazione a casa? Sì, ho un orto, una coltivazione, ma per fortuna che ho un torrentello che c'è sempre acqua anche d'estate, così irroriamo anche le nostre culture. Bisognava prevenire più che curare, si dice, no? Comunque non è che possiamo fare grandi cose noi cittadini, insomma, a parte risparmiare l'acqua,
Le istituzioni però devono, insomma, iniziare a pensare a qualcosa. No, non iniziare, dovevano iniziare molto tempo fa. E cosa possiamo farci? Non dipende da noi, se il tempo fa quello che vuole. L'unica cosa che noi possiamo fare è cercare di risparmiare l'acqua più possibile. Allora, questi sono i commenti un po', no, delle persone, dei cittadini comuni, quelli che vanno a fare la spesa e stanno vedendo come i prezzi al supermercato stiano lievitando anche a causa della siccità. Noi facciamo un passo indietro, proviamo a capire che cosa sta succedendo e lo facciamo con un agricoltore che ci ha raggiunto in studio della Marca Trevigiana, Alberto Daniel. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi e in collegamento tra pochissimo, oppure ce l'abbiamo già? No, ce l'abbiamo già. Massimo Bressan, presidente Coldiretti di Padova. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie per averci raggiunto. Allora partiamo da te Alberto, intanto di cosa ti occupi esattamente e quanto questa siccità, non piove da giorni, poi c'è anche molto vento, anche questo non sta facendo bene alle colture, quanto sta rovinando il vostro lavoro? Lavorare in queste condizioni non è facile, anche se bisogna dire che siamo abituati a lavorare in tutte le condizioni. Quello che preoccupa è un po' l'andamento che non è di questi giorni, è una siccità che ormai dura da più di un anno, perché è iniziata l'inverno scorso e quindi ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. E diciamo che io sono in agricoltura da parecchi anni, la mia famiglia da ancora di più ovviamente, e mi occupo un po' di tante cose. Nella mia azienda facciamo seminativi, facciamo allevamento, facciamo biogas, facciamo vigneto e si vede che questo clima va a impattare un po' in tutti i settori, ecco. Si nota tantissimo. Poi non è stato solo il clima, diciamo anche che proprio perché lei mi parla di allevamento c'è stata anche un'impennata di costi energetici che non hanno aiutato nella bilancia. Diciamo che in questo periodo i prezzi sono molto altalenanti. Abbiamo avuto un aumento nei costi di produzione che è stato, per esempio, per il mais o per altre colture, è stato del 100%, si è passati da 18 a 36 per capire come prezzo di euro al quintale. E questo naturalmente è stato riversato un po' anche al consumatore finale, ecco. Ed è l'inflazione che la gente vede al banco e che tutti possono vedere ovviamente, sì. Allora, e ne parleremo tra pochissimo con Massimo. Coldiretti ha dato la notizia proprio ieri, diversi agricoltori stanno scegliendo di non seminare, cioè di ridurre gli appezzamenti che di solito utilizzavano proprio perché non è più competitivo, non avrebbe senso. Ci puoi contestualizzare questa notizia? Allora, dal nostro punto di vista, da quello che vedo io, non è proprio così. Diciamo che l'agricoltore tende sempre a seminare, a investire, a fare il massimo che può. C'è stato e si vede, diciamo, un cambiamento piuttosto nelle colture messe in campo. Magari si è aumentato il frumento, si è leggermente diminuita la superficie, anzi si è diminuita la superficie destinata a mais. Ci si adatta, ecco. Probabilmente qualche agricoltore, quelli che non vogliono rischiare, forse hanno seminato di meno, però se si gira in campagna questo ancora non si vede. Ecco. Diciamo che quest'anno è ancora un anno difficile, ma è recuperabile. Ecco. Quindi c'è sempre la speranza che poi le piogge arrivino. Anche l'anno scorso è stato un anno molto difficile, però abbiamo cercato di fare il massimo e qualcosa abbiamo portato a casa. Ecco. Allora, dovrebbe arrivare un po' di pioggia in questi giorni, però poi c'è sempre anche la paura che arrivino gli acquazzoni, le grandi grandinate che abbiamo visto. Io ricordo di essere stata da un coltivatore che coltivava kiwi, sempre nella zona di Nervesa della Battaglia, quindi siamo sempre alla Marca Trevigiana, colture completamente andate a causa della grandine. Quindi poi alla fine questi eventi atmosferici improvvisi e di grande portata, tu giustamente ci stai dicendo cerchiamo di adattarci, ma come fai ad adattarti quando poi ci sono fenomeni atmosferici di questo tipo, di questa portata?
Un po' dobbiamo anche rifarci a quello che ci dicono i nostri vecchi. Questi fenomeni ci sono sempre stati e quindi il rischio noi lo consideriamo. Il problema è la frequenza con cui questi fenomeni si stanno verificando negli ultimi anni. L'anno scorso, il 2022, è stato un anno che un po' è stato uno schiaffo che abbiamo avuto, che ci siamo presi in faccia, e la percezione in agricoltura è cambiata. Diciamo che di cambiamento climatico si parla all'inizio degli anni '80, poi sempre di più negli ultimi anni si è parlato. Fino all'anno scorso tantissimi dicevano sì, ma questo accadeva anche gli anni scorsi, accadevano anche ai nostri nonni. Dall'anno scorso la percezione si sente che è cambiata, cioè molti cominciano a dire io un anno così non l'ho mai visto. E quindi dobbiamo considerare che le cose stanno cambiando e quindi dobbiamo attrezzarci, non è che possiamo comandare al tempo, ecco. Massimo Bressan, sono da te. Hai ascoltato quello che ha detto Alberto Daniel? Come associazione di categoria voi cercate di tenere, di ascoltare la voce di tutti i coltivatori? Qui siamo con te nel Padovano, no? Di tutte le storie dei tanti coltivatori che, come dice Alberto, cioè hanno preso questo primo schiaffo lo scorso anno e adesso si devono ritrovare ad avere a che fare con una situazione che potrebbe rischiare di diventare cronica. Cosa ne pensi? Sì, innanzitutto condivido appieno la preoccupazione. Anch'io ho un'azienda agricola diversificata, ortaggi, vigneto, cereali, e quindi la situazione è grave e preoccupante perché un periodo così prolungato di siccità non si era mai visto, come diceva poc'anzi. Ma la preoccupazione ancora di più è che la siccità attuale, quindi in base ai livelli di fiumi che notiamo, è paragonabile ad agosto. Quindi immaginatevi cosa potrebbe accadere se non dovesse piovere. Il 2022, ricordava giustamente prima, è stato anche l'anno più caldo di sempre e nonostante questo abbiamo avuto la difficoltà di tutto quello che ci è andato attorno in base alle mancanze di pioggia, e quest'inverno abbiamo notato una temperatura molto alta e la mancanza di neve. Tutti questi sono elementi, fattori che creano un cocktail micidiale che ci dà praticamente questa situazione che ci fa anche preoccupare, perché giustamente molti agricoltori, molti di noi, molte imprese, ora devi pianificare quello che dovresti fare in primavera. Alcuni le semine autunnali sono già state fatte, abbiamo visto l'aumento di alcuni cereali rispetto ad altri, ma la grossa preoccupazione, se non dovesse cambiare, è diminuzione di terreni destinati alla barbabietola, diminuzione di altri appezzamenti destinati all'orticoltura, che richiede molta energia e molte spese per riuscire a farlo, e diversamente un aumento di altri praticamente prodotti rispetto a quello che si va. Quindi in tutto questo contesto, da una parte la preoccupazione è giusta e doverosa, però c'è anche, come diceva, la speranza che qualcosa possa cambiare. Ma di fronte a tutto ci vogliono quelle scelte che ormai negli anni, anche col diretti, in molti tavoli si erano sempre portate diverse istanze, e ora, per fortuna, dico io, ed è proprio di qualche ora fa, a livello proprio romano, dove abbiamo il nostro primo ministro che ha iniziato una cabina di regia con 5 ministeri, proprio per affrontare prima che sia troppo tardi e capire come muoverci per trovare quelle giuste sinergie e quelle giuste anche rapporti fra le varie regioni, perché non dimentichiamocelo, ci vuole una regia che riesca a coordinare e che non ci sia la guerra fra le regioni, e quindi questo è un primo passo doveroso e utile per trovare alcune alternative, alcune soluzioni a tutto quello che potrebbe accadere. Cosa intendi, Massimo, quando dici guerra tra le regioni? Perché potrebbe scoppiare? Ho usato un termine un po' forte. Sì, immagino. Perché non essendoci una competenza a livello nazionale sulla gestione dell'acqua, potrebbero
alcune regioni decidere di tenersela per i giusti motivi che alcune regioni avrebbero. Quindi se tu guardi limitatamente nel proprio territorio non hai quella visuale che avresti prendendo a spunto l'intero territorio italiano, perché nella pianura padana la culla, è il territorio, è vocato a un'agricoltura che ti crea praticamente quel Made in Italy rinomato che poi ti porta una serie di prodotti in giro per tutto il mondo e nel nostro territorio. A questo proposito però, in maniera un po' provocatoria, ti chiedo, stiamo parlando di questo Made in Italy, adesso c'è pure il Ministero del Made in Italy, però non credi che forse si dovrebbe fare di più se stiamo ancora qui a parlare di c'è poca acqua e quindi dobbiamo rinunciare a questa cultura piuttosto che quest'altra? Cioè, non credi che forse servirebbero delle politiche veramente più coraggiose, ad esempio anche nel cambiare modalità di irrigazione dei campi, con un vero foraggiamento per modernizzare l'agricoltura? Sì, il dato tangibile è che 50 miliardi di metri cubi di acqua in meno sono mancati, quindi lì è un dato di fatto. L'altro dato vero è che negli anni la politica dei no ha prevalso su alcune scelte che si dovevano fare. Ora invece sembra che finalmente la politica del progettare, del avere davanti una certa annualità dove si possono mettere in campo quelle modalità di scelta e anche di fare, e il PNR molto abusato in questi mesi, questi anni, dove sembra la panacea di tutto, ma le risorse ci sarebbero e ci sono. Quindi una serie di lavori dal punto di vista della pubblica amministrazione per andare a intercettare quell'acqua che scappa, perché ricordiamo molto bene che riusciamo a trattenere solo l'11%, va sempre ricordato, quindi tutto il piano degli invasi. Ma dal punto di vista di noi agricoltori, noi imprenditori, in questi anni si è anche cercato, visto anche l'esperienza dell'anno scorso, di andare in cerca a trovare soluzioni alternative anche per l'irrigazione, di trovare praticamente quindi tutta l'agricoltura 4.0 che ne sentite parlare in questi periodi, va anche incentrata nel discorso proprio dell'irrigazione, che ti dà e ti permette di calcolare quanta acqua ha bisogno la pianta e quanta praticamente si può distribuire all'interno di un percorso culturale. E Alberto, sono da te. Intanto, che cosa ne pensi di quello che ha detto Massimo, da agricoltore? Beh, sono tutte cose vere sicuramente, e non vorrei però che, se mi permette, non vorrei che si desse sempre la colpa a qualcun altro, per esempio alle altre regioni o agli altri enti. In Veneto, voglio dire... Tu sei della Marca Trevigiana, dimmi il comune in cui... Io sono di Monastere di Treviso, sì, sono della Marca Trevigiana, è tutta una zona, gran parte del Veneto, che dipende dal Piave essenzialmente, certo. Quindi è acqua che arriva dalle montagne, oltre all'acqua che arriva dalla pioggia nostra, e quindi nella zona nostra, in altre zone no, magari Brenta, l'Adige, è giusto quello che dice, però nella zona nostra è acqua che arriva dal Veneto, e quindi è giusto... Diciamo che se possiamo fare qualcosa in Veneto, in questa zona, si può fare nei limiti giustamente di quello che dice, l'acqua è quella che è, se ce n'è di meno non è che si può inventare, però dalle montagne arriva l'acqua, ci sono gli invasi, non possiamo dare la colpa alla montagna che non hanno fatto abbastanza invasi, quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare noi, e io dico noi sia come imprenditori agricoli che come cittadini che fanno parte di un sistema anche di consorzio, e qualcosa si può fare. Miracoli non si possono fare, l'acqua è quella che è, però giustamente come diceva va usata al meglio. Bisognerà anche noi passare da sistemi poco efficienti come il sistema di irrigazione a scorrimento, che quindi è acqua riversata sulla superficie delle campagne. Bisognerà passare a sistemi più efficienti come i sistemi a pioggia o, come già si sta facendo, sistemi a microirrigazione. Questo permette di utilizzare quella poca acqua che c'è, utilizzarla al meglio. E anche il consorzio può fare di più, ovviamente. Il consorzio sta facendo investimenti. Il consorzio siamo noi, nel senso che magari ci accorgiamo del consorzio perché ci arriva il bollettino a casa, arriva a tutti, o perché ci chiedono di andare a votare quando si va a votare. Il consorzio... Qual è il ruolo del consorzio? Spieghiamolo un po' ai nostri telespettatori. Il consorzio, diciamo che il consorzio nasce forse per un regio decreto, non so, del 33 forse. Quindi è un'istituzione... È un'istituzione antichissima, ma si rifà a tutta una serie capillare di opere
che nel nord Italia, ma soprattutto nel Veneto, sono state fatte a partire dai tempi, da secoli e secoli fa, e quindi il nostro territorio si ritrova con una capillarità di canali, di tagli, di fiumi, di opere di sostegno, di idrovore. Tutto questo adesso è gestito dal Consorzio, ma è già cominciato con la Repubblica di Venezia, per dire. Ecco. Ed è giusto che sia così, cioè è giusto utilizzare questa risorsa che è l'acqua, utilizzarla al meglio. Io dico c'è bisogno di più consorzio, nel senso che adesso il consorzio, per come è fatto, andava bene 10 anni fa. Perché? Perché gestiva una situazione in cui c'era acqua per tutti. E quindi faceva manutenzione, continua a fare manutenzione, gestiva l'acqua, la distribuiva tra le varie zone e poi fa opere deve fare opere di investimento. Però i fondi che ha o le risorse umane che ha sono quelle, non è che riesce a cambiare la situazione da un anno all'altro. Per esempio, l'anno scorso c'è stato, oltre alla siccità e il caldo, quindi bisogno di acqua, bisogno ancora di più acqua perché il caldo fa evaporare di più le piante. C'è stato anche l'aumento dei costi energetici. Per esempio, tutti i sistemi di pompaggio dell'idrovore, delle pompe che portano l'acqua dove c'è il sistema a pressione, hanno avuto un consumo elevato, maggiorato ancora di più da un prezzo della bolletta esorbitante. Tutti quei soldi lì sono stati deviati, non tutti, ma una parte, a meno investimenti, proprio adesso che servirebbero più investimenti. Esatto, proprio adesso. Allora, gli investimenti devono essere finanziati dal PNRR. Voi che cosa sperate? Ci sperate in questo PNRR? O... io non sono la persona adatta, forse l'ospite lo sa di più, però il PNR bisogna anche intercettarli i fondi e non lo so se sono riusciti a intercettare i fondi del PNRR. Quanto questo PNRR davvero potrà aiutare l'agricoltura, Massimo, secondo te? La potrà aiutare in base a quanto i nostri governanti ci credono all'interno mettendo risorse pratiche e andando anche a finanziare progetti che sono già cantierabili, perché va ricordato all'interno dei nostri consorzi di bonifica la struttura consortile ha in mano, in pancia, delle progettualità che si farebbe presto, basta finanziarle. Ma è giusto anche ricordare alcuni elementi positivi. Prossima settimana, verso l'8 e il 9 di marzo, nel territorio poco distante tra Padova e Verona, all'interno di un lab, all'interno del consorzio, ci sarà l'inaugurazione di un lavoro di circa più di 50 milioni di euro proprio con finanziamenti del PNR fatto in 2 o 3 mesi, quindi molto, che di solito abbiamo anche delle tempistiche molto più lunghe, di un rifacimento di un collettore che ci darà poi tutta l'acqua all'interno Bassa Padovana, ma non solo, che poi va a finire in tutto il territorio della nostra provincia, partendo da Verona. E questo fa capire che se c'è la volontà si possono anche trovare quelle risposte. E per quello che all'inizio dicevo che positivo è quello che poche ore fa si è cercato di fare a livello nazionale con una cabina di regia fatta ai primi di marzo e non a luglio-agosto, proprio perché si è capiti che la situazione può degenerare. Senti Massimo, dei vostri associati come Coldiretti, in questi 2 anni di siccità, abbiamo sentito l'esperienza di Alberto che ci ha parlato di adattamento, è nato nel mondo dell'agricoltura avendo in mano l'azienda di famiglia, ma tu hai avuto notizia di agricoltori che invece, o allevatori che non ce l'hanno fatta, che hanno gettato la spugna, che hanno deciso di voltare pagina? Ci sono stati 2 anni che non solo la siccità ha creato problemi, ma abbiamo avuto problemi dal punto di vista, prima la pandemia, poi la guerra, l'aumento dei costi, come ricordava prima, e delle materie prime hanno fatto sì che, specialmente anche nel settore dell'allevamento, molte aziende hanno avuto delle grosse difficoltà. Si stimava anche l'anno scorso che c'erano praticamente difficoltà economiche addirittura per riuscire a sopravvivere e riuscire ad andare alla fine dell'anno, e alcune purtroppo hanno chiuso. Quando si chiude una stalla poi purtroppo non si riapre più. Altri sono un po' rimboccati le maniche, hanno cercato, come sempre nel nostro mondo, di riuscire a superare il periodo di difficoltà e quindi c'è sempre la speranza di trovare. Altri hanno cercato
riguardo alla siccità, di trovare alternative gestionali nella propria azienda oppure con tecniche innovative. Su tutto questo però c'è sempre la volontà e la voglia di riuscire a produrre al meglio, perché noi agricoltori, e lo dico in primis, abbiamo sempre dentro di noi, nel nostro DNA, la fatica, la sofferenza magari nel lavoro c'è implicita, e quindi forse riusciamo anche a resistere meglio, però ci sono veramente delle realtà che in giro per la provincia, perché anche la provincia di Padova è ricca, non abbiamo solo una determinata cultura, ma si spazia di tutto di più, e ci sono purtroppo state anche delle realtà tristi, nel senso che hanno avuto veramente delle grosse difficoltà. Ma va ricordato che tutti i settori purtroppo hanno sofferto, e quindi è un problema che ci ha preso a 360 gradi, specialmente in quei mesi caldi, agosto, luglio, settembre, dove il problema energetico non si affrontava a livello europeo con una cabina di regia unica, ma si lasciavano i vari paesi un po' allo sbando, e noi come Italia, che siamo un po' deficitari sotto tanti punti di vista, abbiamo avuto quelle difficoltà nonostante poi le risorse che sono state messe. Però davanti a tutto questo c'è sempre la voglia di fare dei nostri imprenditori in generale, e quindi si spera sempre nel bene di Covid. Noi stiamo dando nelle nostre dirette tanto spazio a questo argomento, perché poi cosa succede? Succede che i consumatori vanno al supermercato, vanno dal fruttivendolo, comprano la carne, in macelleria comprano frutta e verdura e lamentano il fatto che insomma, i costi sono alle stelle. Come guadagni? Quanto avete dovuto ritoccare voi i vostri costi? Cioè, fammi capire poi nella realtà un coltivatore quanto porta a casa, se hai anche la possibilità di farci un esempio pratico. Qualche numero? I fattori in gioco sono tantissimi, i prezzi sono aumentati già da prima della guerra, e poi sempre di più anche con la guerra sono aumentati i prezzi soprattutto delle materie prime agricole e poi dei costi energetici, cioè non dico niente di nuovo. Questo ha creato un aumento dei costi iniziale alle aziende agricole e che poi un po' lentamente all'inizio si è riversato su tutta la catena, sulla filiera della vendita, ed è arrivato con un po' di ritardo, ma è arrivato con un'ondata abbastanza grossa al consumatore finale. Naturalmente nel mercato ci si adatta, nel senso che un po' i margini vengono compressi, si rischia di più, ecco, il rischio è aumentato tantissimo. Per esempio ci sono stati tanti agricoltori che hanno pensato che fosse finalmente l'anno buono, il 2022, con i prezzi finalmente alti, quando avevamo avuto 10 anni di prezzi di materie prime bassissimi che hanno creato proprio una stagnazione agricola. Non parlo del vigneto, non parlo del prosecco, sto parlando dei seminativi. Sì. Sono stati anni duri, sembrava l'anno buono per certi agricoltori, poi con la siccità i prezzi erano buoni, ma la produzione non c'era. Quindi non c'è stato sicuramente, non si è potuto approfittare di un'annata che poteva avere dei prezzi buoni, ma è stato un anno molto difficile. Poi abbiamo visto anche tutta la storia del radicchio, no? Con questi troppo caldo, adesso tanto freddo, cioè è anche proprio una questione di temperature. Sì, però bisogna anche dire che i prezzi non è che si fanno in Italia, cioè i prezzi si fanno al di là degli ortaggi, di alcune culture che sono nostre, i prezzi dei seminativi, di tutte quante le materie prime principali agricole, l'Italia, come si diceva, importa dall'estero, quindi i prezzi si fanno in Sud America, si fanno a Chicago e si fanno nel Mar Nero, cioè questi sono i grossi mercati che muovono i prezzi, e tutto poi va a cascata. Ecco, questo è da dire. Torno da Massimo, perché insomma Coldiretti ha i suoi mercati con i prodotti di qualità. Ti sembra, Massimo, che le persone, che peraltro sono state anche loro colpite dai rincari e quindi magari hanno dovuto mettere mano al loro portafogli e tirare un po' di più la cinghia, ti sembra che questo abbia avuto anche delle conseguenze su di voi, sui consumi nei vostri mercati? Purtroppo si è visto, diciamo in generale, un calo, specialmente nell'ortofrutta. Nei nostri mercati questo si è percepito molto meno, forse perché all'interno dei mercati hai un prodotto fresco di giornata
e anche un prezzo in base ai nostri agricoltori, che poi praticamente vengono nel rapporto di fiducia che si è creato negli anni con i consumatori, che hanno creato forse quel rapporto che non si è notato. Però va detto che purtroppo quando i cittadini devono un po' tirare la cinghia, i primi che vanno a tagliare sono proprio nell'alimentare, anche se va, è giusto ricordarlo, incidere con una fetta molto piccola rispetto al budget familiare che abbiamo visto poi purtroppo col discorso energetico era quello che faceva da padrone, ma anche con altri elementi. Allora, io ti vedevo annuire, Massimo. Alberto. Scusami Alberto, sto facendo confusione con i nomi. Perdonami Alberto, ti vedevo annuire a quello che ha detto Massimo. Sì, no, sono d'accordo con quello che è stato detto. Se si può tornare sul discorso dell'acqua, sì. Bisogna anche considerare un'altra cosa che preoccupa, che dal 2022 poi è andata in deroga la cosa, ci sarebbe l'entrata in vigore di una legge che impone il deflusso minimo vitale dei fiumi. Se questa è una cosa che è ambientalmente sacrosanta, nel senso che bisogna lasciare un po' di acqua al fiume per mantenerlo in vita, se questo entra in vigore l'acqua a disposizione per gli agricoltori è ancora di meno, quindi bisogna calibrare bene le quantità e fare un gran lavoro, perché questo veramente va a cambiare ancora di più le carte sul tavolo. Grazie ad Alberto Daniel, grazie a Massimo Bressan per questa interessante chiacchierata che mi piacerebbe riproporvi magari in un altro momento. Ci diamo appuntamento tra 15 giorni per capire un attimo che cosa, quali sono le evoluzioni. Hai visto le previsioni del tempo, insomma dovrebbero essere favorevoli, no, per i prossimi giorni. Cioè, doveva piovere oggi, quindi non guardo tanto. C'è solo vento, c'è solo tanto tempo, vento, non ci fidiamo più, proviamo a essere scaramantici. Grazie Alberto Daniel. Grazie a voi per essere stato con noi, il presidente di Coldiretti Padova, per la sua presenza in collegamento. Arrivederci Massimo Bressan, arrivederci. E proprio per restare in tema vi dobbiamo anche raccontare dell'allarme lanciato legato all'epidemia di aviaria. Con la migrazione dei volatili tipici di questo periodo tornano anche ovviamente i problemi legati all'influenza aviaria. Sentiamo. Purtroppo, come ogni anno, quando iniziano le migrazioni dei volatili dall'Africa verso il Nord Europa e quando avvengono la migrazione contraria, per cui dal Nord Europa verso l'Africa, i soggetti liberi sono portatori di questa malattia che si chiama influenza aviaria e che sta creando dei forti problemi alla filiera avicola. Torna in Italia l'influenza aviaria. Per ora la nostra regione non è stata colpita, non si rilevano focolai attivi. Per le associazioni di categoria sono 2 gli interventi da mettere in campo. La prima necessità è quella di pensare ai ristori di quegli allevamenti che sono colpiti sia in maniera diretta, per cui nel momento in cui si verifica il patogeno, sia in maniera indiretta per il blocco della zona, per cui dell'impossibilità di continuare la propria produzione. Per cui da un lato c'è la necessità ovviamente di mantenere produttive delle filiere importanti come quella della carne avicola. Dall'altro lato è necessario ancora di più incentivare la ricerca per quanto riguarda la possibile messa in opera di un vaccino che contrasti l'influenza aviaria. L'influenza aviaria è una malattia che colpisce i volatili e che non ha ripercussioni sugli esseri umani. C'è tutta una serie di disposizioni di biosicurezza da un lato e dall'altro lato di controlli continui rispetto ai capi che finiscono nelle tavole delle persone che non permettono alcun tipo di fuoriuscita di questo tipo di malattia. Ci tengo a sottolineare anche che l'influenza aviaria non ha alcun effetto sulla salute delle persone. Ora voltiamo pagina, vi facciamo ascoltare diversi servizi di cronaca che raccontano di come anche la nostra regione sia stata colpita da diversi atti di vandalismo a più riprese, soprattutto tra il Bassanese e la Marca Trevigiana in questi ultimi giorni. Partiamo dall'amarezza per l'imbrattamento di uno dei simboli più amati della salita del Monte Grappa, il crocefisso all'altezza del 7° tornante di strada General Giardino. Andiamo a vedere.
Dicevano i nostri vecchi preti e capitei c'aveva il capeo e rispettei. È uno dei numerosissimi commenti comparsi sulla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, dove Nicolas Farronato ha postato le immagini del crocifisso al 7° tornante della strada General Giardino che porta a Cimagrappa, completamente imbrattato con della vernice rossa, la stessa con cui è stato ricoperto il segnale stradale. Un simbolo caro a quanti percorrono la salita, tanti sono i ciclisti, questo crocifisso, salutato spesso con un veloce omaggio di rispetto. La notizia è rimbalzata in tutta la Pedemontana, con i cittadini che si uniscono allo sdegno e all'imbarazzo per un gesto vile che tocca l'umanità. La richiesta che arriva dai social è quella che se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti. Una richiesta che va di pari passo a quella di ripulire al più presto il crocifisso per ridare dignità a un simbolo che, qualsiasi sia il credo di ogni persona, va sempre rispettato. Dal Bassanese al Vicentino, rissa tra giovanissimi si erano picchiati selvaggiamente sul tetto di un centro commerciale a Vicenza. La polizia li ha individuati, sono 4 minorenni e sono stati tutti denunciati. Appuntamento social con rissa. Girano ancora sul web le scene degli scontri tra adolescenti in pieno giorno, immagini diventate virali e che testimoniano quanto avvenuto sul parcheggio del centro commerciale Palladio a Vicenza. A una settimana di distanza gli investigatori della polizia arrivano a identificare 4 minorenni che sono stati denunciati, 2 maschi e 2 femmine. E sono stati individuati appunto e segnalati non solo all'autorità giudiziaria minorile ma anche ai servizi sociali. Fanno parte di famiglie assolutamente normali, sono tutti studenti delle scuole superiori vicentini che non hanno alcun problema di carattere giudiziario o di carattere familiare, ma che molto probabilmente per cause che non sta alla polizia a ricercare non trovavano di meglio per passare il tempo che darsi appuntamento per picchiarsi in maniera violenta. Sono in corso altri accertamenti finalizzati a individuare anche i giovani che hanno assistito istigando i protagonisti appunto a colpirsi e che hanno filmato quello che è successo e hanno diffuso questi filmati. In effetti, attorno ai 4 denunciati c'erano tanti altri giovanissimi, una cinquantina. C'è chi ha fatto da spettatore, chi incitava prima le ragazzine a prendersi per i capelli e a picchiarsi selvaggiamente, poi i 2 maschi a fronteggiarsi senza esclusione di colpi, e chi, compiaciuto, ha ripreso col telefonino la rissa, i pugni, i calci, gli spintoni, per poi postare i video dei combattimenti sui social. Ed è proprio sui social che sarebbe nato l'appuntamento tra bande per scatenare la violenza. Sì, questo è quello che abbiamo potuto appurare e tra l'altro il risalto mediatico che ha avuto la prima vicenda non è servito, non è bastato ad evitare che questi ragazzi si volessero reincontrare anche sabato scorso, e proprio l'intervento del dispositivo di polizia che abbiamo predisposto ha impedito che questi fatti si potessero ripetere. Un fenomeno preoccupante, un segnale inquietante, quello degli appuntamenti sui social per scatenare risse da riprendere e poi postare sul web. L'ultima frontiera di un modo diffuso con cui i giovani si divertono e che indica che c'è qualcosa a livello sociale ed educativo che non funziona. Per questo tutto quello che è stato appunto individuato ed accertato verrà segnalato ai servizi sociali. Da Vicenza a Treviso, bande di centinaia di ragazzi arrivano in centro il sabato pomeriggio. Le immagini ve le abbiamo fatto vedere a più riprese. Gli esercenti raccontano di ragazzi maleducati. Il sindaco Mario Conte minimizza, non sono baby gang. Vediamo. Non ha senso tenere aperti. Ci abbiamo provato qualche volta, ma nascono sempre problemi. Quindi abbiamo deciso di non aprire più il pomeriggio, almeno il sabato pomeriggio. Il problema è sempre quello e si ripete ogni fine settimana. Bande di ragazzini che il sabato pomeriggio occupano alcune zone del centro di Treviso creando scompiglio, paura e costringendo alcuni esercenti a chiudere l'attività. Siamo in via Fiumicelli ed è in quest'area tra il PAM ed i giardinetti che si concentrano i bulli. I gestori del bar Ginger Ale hanno deciso di abbassare la serranda il sabato pomeriggio. Non vale la pena tenere aperto, troppa confusione, troppi ragazzi maleducati che non rispettano il lavoro, fanno confusione e non avremo neanche clienti perché molte persone rinunciano a venire in questa zona. Dalle 3:30 vedi proprio le flotte che arrivano, sì, non fanno, secondo tutti non fanno niente, non fanno niente di male.
però cioè, fanno paura, la gente normale, diciamo le coppiette, le famiglie, arrivano qua, proprio le vediamo che arrivano qua, vedono, oh mamma, si girano, prendono e vanno via, perché è logico, cioè vedono sti ragazzini a centinaia, perché sono a centinaia, fanno paura insomma. Una situazione, quella del quadrante di via Fiumicelli, da anni sotto i riflettori. C'è la videosorveglianza, ci sono i controlli, ma evidentemente non basta. La questione è stata oggi al centro di un incontro in prefettura. Questa mattina mi sono confrontato con il prefetto, con le forze dell'ordine, con le associazioni di categoria e devo dire che non ho avuto francamente questo riscontro. Di certo però andrò a ascoltare queste voci preoccupate di alcuni titolari di esercizi commerciali, perché se hanno manifestato questa preoccupazione è giusto che le istituzioni si facciano carico della responsabilità di migliorare la situazione. Ma, prosegue il sindaco, non parliamo di baby gang. Sono dei ragazzi certamente che assumono dei comportamenti talvolta sbagliati e talvolta fuori dalle regole consentite e dalle leggi, però è altrettanto vero che invece io riscontro grande vivacità in città e le attività commerciali stanno lavorando bene. E allora, in merito anche a questo tema, vandali e non solo, i baristi di Padova ci raccontano come stia cresciuto, soprattutto dopo il Covid, il nervosismo tra i clienti. Per questo hanno deciso di fare un corso di sicurezza. La proposta arriva dall'associazione di categoria. Il corso sarà tenuto dagli agenti della questura di Padova. Li ascoltiamo. Nervosismo, mancanza di pazienza, c'è stata un po' una rivoluzione all'interno del comportamento delle persone che ha portato poi a dover modificare anche il nostro approccio e il nostro comportamento. Quindi molte volte ci troviamo in difficoltà. La polizia in aiuto di titolari di bar e locali per insegnare a difendersi ma anche a gestire situazioni fuori controllo, situazioni sempre più frequenti, raccontano anche dalla pasticceria Graziati storica del centro, dagli accattoni spesso molesti ai clienti che facilmente perdono le staffe fino agli atti di vandalismo che, soprattutto dopo il Covid, sembrano essere in aumento. Un po' l'arroganza dell'inesperienza e quindi di conseguenza possono andarsi a mettere in situazioni che magari un adulto valuta e reputa non essere il caso di intraprendere e quindi portare a delle conseguenze piuttosto pesanti. Stiamo parlando anche dei semplici, tra virgolette, atti di vandalismo che possono mettere in atto proprio per dimostrare di essere quello che poi non sono, insomma. Questo sentore di aver sempre ragione essendo dalla parte del cliente, secondo me sta superando un po' il limite, sì. Soprattutto perché si permettono di poter dare delle risposte o pretendono anche determinate situazioni che secondo me non rispecchiano quello che dovrebbe essere il rispetto della persona. L'iniziativa è stata lanciata dall'APE, il corso è tenuto da agenti della questura di Padova, sarà coordinata dalla prefettura ed ha già ottenuto anche il sostegno del comune. A me è piaciuta molto questa proposta proprio perché soprattutto le forze dell'ordine che più di noi sono a contatto con persone che hanno determinati tipi di reazioni possono insegnarci come approcciarci e come reagire in determinate situazioni. Allora chiudiamo questa ampia pagina, ora vi facciamo vedere le previsioni del tempo, pochi secondi di pubblicità e poi qui sempre in questa sede un bel dibattito politico, ci sono tante cose da commentare anche a partire dalla elezione di Schlein che potrebbe cambiare le carte all'interno del centro-sinistra, quindi ne parleremo tra poco con i politici del territorio, vi aspetto. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Marzo inizia con qualche pioggia, il nostro territorio infatti rimane coinvolto in una circolazione di bassa pressione. Il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto presenza di diffusa nuvolosità con schiarite al mattino specie sui rilievi e aumento della copertura nel pomeriggio. Probabili dalla sera precipitazioni anche di modesta entità, a partire dalla pianura e poi in estensione anche alle zone montane, con neve qui oltre i 1000 metri. Clima ventoso con bora sostenuta. Temperature in contenuto aumento, minime tra -1 e 4 gradi, massime invece comprese tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. All'inizio cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio e in serata saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato, piogge soltanto nella notte. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci ben ritrovati, prima edizione in diretta come sempre, vi abbiamo dato tante notizie a partire dalle 12. Adesso, se non sbaglio, dovremo avere in collegamento il presidente della Fiavet del Veneto, Giancarlo Reverenna, che è appena uscito da un incontro con il questore di Padova. Giancarlo, buongiorno, grazie per aver scelto di dedicarci questi 5 minuti. Lei ha appena finito di parlare con il questore di Padova perché le agenzie di viaggio che lei in questo momento sta rappresentando sono state chiamate in causa dalla questura di Padova per riuscire a risolvere il caos dei passaporti. Si fa fatica a gestire tutte le domande di passaporti che arrivano, tante persone rischiano di restare a piedi e quindi voi potreste avere un ruolo attivo. Che cosa è emerso da questo incontro? Ma innanzitutto grazie per l'ospitalità. Chiedo scusa, sono in macchina ma mi sono fermato per poter darvi qualche notizia in più. Allora, il questore intanto ha manifestato una sensibilità enorme perché il problema sussiste non tanto e non solo per quella che è la difficoltà nell'emissione di passaporti, ma anche perché questo nel recente passato oggettivamente ha generato anche qualche piccolo scompenso dal punto di vista economico, perché molti clienti o potenziali tali, non riuscendo ad ottenere i documenti, non hanno potuto godere appieno delle loro vacanze. Il bello del messaggio che oggi il questore ci ha dato è che ha voluto in questo modo valorizzare a tutto tondo la professionalità degli agenti di viaggio nel seguire i loro clienti dal momento in cui fanno la presentazione dei documenti fino alla esecuzione dei loro desideri nel viaggiare per le diverse motivazioni di viaggio, che non sono solo per turismo, ma anche chi per sport, salute o lavoro si deve spostare. In bella sostanza è stato predisposto una sorta di vademecum in cui gli agenti di viaggio aiuteranno i loro clienti a relazionarsi con la questura, predisponendo in anticipo, in nome e per conto loro, la presentazione delle domande tramite il portale che è già preposto dalla questura, la quale avrà per le domande che vengono presentate a mezzo delle agenzie di viaggi un occhio di riguardo, nel senso che il messaggio chiaro che il questore ha dato è che nessuno rimarrà a piedi, tutti potranno fare le proprie vacanze e si impegnano tramite una disponibilità dei loro uffici a evadere tutte quante le domande. Le domande, oltretutto, l'elemento di agevolazione che verrà ad essere utilizzato dagli agenti di viaggio è che qualora ci siano domande che sono molto sottodata rispetto a quelle che sono le necessità, avranno una PEC dedicata in cui fare la segnalazione per l'emissione dei documenti. Rimane fermo il fatto che i documenti, essendo un documento nazionale e statale, vengono sempre rilasciati solo ed esclusivamente dalla questura, perché bisogna fare l'impronta digitale e tutta una serie di verifiche, che questo ovviamente non è un lavoro che tocca agli agenti di viaggio. Gli agenti di viaggio svolgono il front office perché la questura si è accorto che la richiesta dei documenti, il 60% delle domande avviene per motivi di turismo e quindi ha voluto dare un segnale proattivo nell'interazione tra pubblico e privato per generare degli elementi positivi e di soluzione.
Si tratta, da quel che abbiamo colto, di un'esplosione di domande che ci sono state post pandemia. Esatto. Per cui ci si è trovati dal dimezzamento delle domande che c'è stato nel periodo della pandemia a più del doppio delle domande, che ha generato una sovrapposizione di carichi pendenti, e quindi questo ha allungato fortemente tutti i tempi. Quindi lei ci sta anche dicendo però, Giancarlo, che la gente torna a viaggiare, si torna a viaggiare, no? Questa è una buona notizia per il settore che ha pagato un prezzo molto elevato. Sì, assolutamente. Allora, non siamo ancora, per quanto riguarda l'attività degli agenti di viaggio, al 100%. Le do un dato che dà la dimensione di quello che le sto raccontando. Negli ultimi 2 anni sono fallite nel mondo qualcosa come 190 compagnie aeree, che non è proprio un numero banale, perché molte di queste erano compagnie charter, che soprattutto durante il periodo estivo sono quelle che la facevano alla grande per quanto riguarda il riempimento di tutte quante le persone, soprattutto i nuclei familiari, che si muovevano nelle diverse destinazioni per andare in villaggi o per motivazioni di vacanze, soprattutto estive. Oggi di operativo effettivo come charter in Italia abbiamo 1/2 compagnie, per cui si è più che dimezzato il numero. Si fa presto quindi a dire abbiamo riempito, in realtà abbiamo meno della domanda in termini di offerta per quanto riguarda la mobilità nelle varie destinazioni. Dobbiamo vedere però il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, e il mezzo pieno è il fatto che la domanda sta aumentando sensibilmente, purtroppo, e questo bisogna con molta onestà intellettuale dirlo, sono aumentati sensibilmente i costi di mobilità e dei servizi per tutta una serie di motivazioni che voi odiernamente raccontate nei vostri telegiornali, e quindi anche le strutture ricettive stesse, piuttosto che i voli e quant'altro. Però il segno è positivo, quantomeno questo dà sicuramente una buona prospettiva. Il segno di oggi del Questore, a mio avviso, è un elemento di sensibilità nei confronti dell'economia del settore non banale, non è scontato, e quindi spero che altri questori delle varie province del Veneto seguano questo tipo di suggerimento, dove noi non ci sostituiamo, ci mancherebbe il ruolo di questura, ma diventiamo dei facilitatori. Però potrebbe essere sicuramente un modello virtuoso, no? Il modello virtuoso che parte da Padova. Giancarlo, io la devo salutare, ma la ringrazio per essersi collegato con noi anche in questa situazione un po' improvvisata, però è stato utile e prezioso. Giancarlo Reverena, presidente Fiavet del Veneto. Arrivederci Giancarlo, grazie. Grazie per l'ospitalità. Arrivederci, buona giornata, buona giornata. Allora vi presento i nostri ospiti che nel frattempo ci hanno raggiunto. Fabio Crea, buongiorno, Fratelli d'Italia, poi abbiamo Antonella Tocchetto, buongiorno, per il Partito Democratico. Tra l'altro non me ne ero reso conto, abbiamo 2 avvocati, quindi adesso facciamo una bella ringa, e in collegamento abbiamo Maurizio Mestriner, Movimento 5 Stelle, buongiorno, candidato sindaco per Treviso con il Movimento 5 Stelle. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora io, per far partire questo dibattito, voglio farvi vedere subito l'esito del sondaggio lanciato dal vice direttore Ferdinando Avarino ieri a Ring, che parlava di la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico. Il sondaggio che in qualche modo chiedeva se ci sarebbero state delle scissioni all'interno del Partito Democratico. Attenzione, guardate la risposta, l'87,1% di chi ha partecipato ha detto sì, il PD ora rischia la scissione. E allora io direi di commentarla questa cosa, e partirei proprio da te Antonella. Il PD rischia la scissione, qualcuno è già, abbiamo visto l'ex ministro Fioroni è già fuoriuscito, e il terzo polo sta gongolando. Allora, sto leggendo molte cose in questi giorni qua e che mi fanno molto sorridere, perché la prova del Partito Democratico, che ha portato più di 1 milione di persone a votare, e solo nella città di Treviso 1900, significa che è un partito molto vivo. Io ad esempio sono proprio, come dire, molto chiara sulla posizione, nel senso che personalmente come amministratore ero più vicina a Bonaccini,
perché è un amministratore, ma onestamente non mi dispiaceva la Schlein, ma Bonaccini era più affine alla mia posizione. Ma io, che sostanzialmente, teoricamente avrei perso la battaglia, invece mi sento una vincitrice, perché io penso che invece i due, che ne dicano tutti, sia i cittadini che ne parlano, sia i giornalisti, hanno collaborato molto bene in Emilia-Romagna, quindi io sono certa che collaboreranno a livello nazionale. Quindi questa scissione, che è di quelli che vorrebbero andare al terzo polo, c'è già stata. C'è stata a Treviso, quando Grigoletto e l'ex vice sindaco e Nicolò Rocco in tempi non sospetti sono usciti. C'è già stata a livello nazionale, perché quelli che dovevano uscire sono usciti. Quelli che sono rimasti, che sono non di provenienza, diciamo così, sinistra, ma di una provenienza di centro-sinistra, come me, come tanti altri. Dico un nome che io sponsorizzo molto perché mi piace ed è molto preparata, che è la sindaca di Cappellamaggiore, l'avvocato Barazza. Sì. Siamo rimasti là, per esempio la Barazza è in assemblea nazionale del partito, e saremo tutti là a lavorare, come lo è anche, ad esempio, il sindaco Matteo Ricci di Pesaro, che era uno dei collaboratori, tra l'altro, di Letta, e che rimaniamo là perché la battaglia si fa all'interno del partito, e sono certa invece che questo binomio, perché gli iscritti hanno fatto vincere Bonaccini, gli esterni simpatizzanti hanno fatto vincere la Schlein, porterà a una vera sintesi. Ed ecco perché già i sondaggi ci danno al 19%. Quindi io non voglio smentire i vostri telespettatori, ma penso che la lettura fra qualche giorno o fra qualche mese di quello che succederà invece cambierà il sondaggio. Non uscirà gente, forse non uscirà nessuno. Lella, tra poco ti farò una domanda anche a proposito di questo, legata un po' al significato, no, delle primarie del Partito Democratico. Fabio, Meloni è stata la prima a chiamare Schlein, l'ha chiamata, ha detto mi aspetto un'opposizione dura. Ti sembra che Schlein possa schiacciare il Partito Democratico verso sinistra? È una buona cosa per voi oppure no? Ma una considerazione di premessa intanto, sì, perché questo dualismo tra gli istituzionali, quindi la vittoria dei circoli per Bonaccini e poi invece un risultato che è stato ribaltato. Le elezioni all'interno del Partito Democratico, per quanto riguarda l'elezione del segretario, è abbastanza originale, perché appunto alle primarie può votare chiunque. Anch'io non nascondo di aver ricevuto qualche messaggio, qualche amica presente mi ha invitato a votare, per cui questa è la avresti votato? Io, tanto... a me scegliere il meno peggio non piace, quindi non sarei andato, infatti non sono andato. Detto questo, certamente, e quindi c'è una situazione piuttosto paradossale dove il segretario di un partito viene scelto anche da soggetti totalmente esterni. Io, che sono un po' malizioso, penso che molti 5 Stelle siano andati a votare. Per quale motivo? E quindi vado alla risposta alla domanda che mi hai fatto. Credo e temo che la valutazione su Bonaccini-Schlein vada fatta su temi politici, e non c'è alcun dubbio che è probabile vi sia una radicalizzazione della politica del Partito Democratico, una radicalizzazione ovviamente verso sinistra. Questo non soltanto per quella che è la mozione Schlein, così come l'ha proposta agli iscritti e ai circoli, ma anche per quelle che sono le prime dichiarazioni che la stessa ha fatto. Allora il vero problema io ritengo sia un problema politico. Spero che non sia un'opposizione pregiudiziale, nel senso di dire comunque no, però vi sono degli elementi di valutazione politica e di scelte politiche che evidentemente coinvolgono non solo il governo ma il sistema Italia, e mi riferisco in particolare alle scelte atlantiste o meno della Schlein. Aveva votato per il decreto di forniture di armi, vediamo adesso che indicazioni darà ai suoi deputati e ai suoi senatori relativamente al rinnovo del decreto quando sarà a scadenza. Questo è un primo tema. Il secondo tema è il mondo del lavoro. Come ritiene di
affrontare quelle che sono le problematiche del lavoro, se sarà incentrato verso quella che comunque era una visione, chiamiamola anche più riformista, di Bonaccini e di alcuni del gruppo dirigente, e cioè una visione del mondo del lavoro che non vada a deprimere quello che è il fattore produttivo. Il terzo, un problema di natura, chiamiamolo fiscale, perché ho sentito pericolosamente parlare di patrimoniale da parte della Schlein, che è una visione che non era così praticata negli ultimi mesi dal Partito Democratico, ed invece è delle posizioni di quei partiti che sono più radicalizzati a sinistra. Quindi io temo che non sia soltanto un'opposizione dura, che è giusto che sia in un sistema democratico, ma sia anche una opposizione che non faccia bene al sistema Italia. E poi, Maurizio Mestriner, c'è un Movimento 5 Stelle che potrebbe essere tirato per la giacchetta, che potrebbe a destra e a manca. Perché glielo dico? Perché un sondaggio che è stato pubblicato ieri racconta che un grillino su 4 ha apprezzato Elly Schlein, cioè apprezza Schlein come leader. E poi c'è il terzo polo. Questa mattina Calenda diceva, beh, ma insomma noi sul salario minimo, su tante cose con il Movimento 5 Stelle siamo d'accordo. E il Movimento 5 Stelle in questo momento come si sente? Ma noi facciamo gli auguri di buona partecipazione al Partito Democratico, alla vita interna del partito che si è animata in questi giorni con un voto che sicuramente ne garantisce la partecipazione aperta, lo trovo una bella cosa. Hanno il loro modo di gestirsi e va benissimo. E se con la nuova dirigenza ci sarà effettivamente sintonia sui temi che a livello nazionale possiamo andare d'accordo, come salario minimo, l'ambiente, le energie rinnovabili, i diritti LGBT, la lotta al precariato, ben venga a iniziare un percorso che porti a un rinnovamento politico. Senti Maurizio, le regionali che ci sono appena state, Lombardia e Lazio, hanno fatto vedere insomma, la possibilità che il Movimento 5 Stelle crei delle alleanze diverse, no? Per Treviso invece ad esempio appunto tu correrai da solo, poi bisognerà capire per un eventuale ballottaggio. Vi sentite più affini a qualcuno piuttosto che a qualcun altro? C'è un cambiamento del Movimento 5 Stelle, una dialettica interna su questo? Allora posso garantire che il Movimento 5 Stelle, il gruppo che c'è, è disponibile a dialogare con tutte le forze di centrosinistra, però non ci siamo sentiti pronti a fare un'alleanza elettorale. Ecco, è semplicemente questo. Può esserci un lavoro, una base di lavoro per il futuro, e vedremo nei prossimi anni in Consiglio Comunale se riusciamo benissimo a lavorare assieme per il bene dei cittadini. È solo questo il punto. Temi chiari in cui si va d'accordo e per il bene della città e dei cittadini. Antonella, l'ha un po' introdotto prima Fabio questo tema, che era un po' la domanda che io volevo farti, no? Il fatto che il leader di un partito di peso come il Partito Democratico poi alla fine sia stato scelto dai non iscritti, quindi un po' in barba a chi ha fatto i banchetti, ha fatto la militanza per anni, perché abbiamo visto l'esempio padovano, capolista per l'Assemblea Nazionale della lista di Bonaccini c'è il vice sindaco Andrea Michalizzi, che è uno degli storici, no, del Partito Democratico, degli storici dei banchetti, e sono tutte figure che magari avrebbero potuto aspirare ad un certo tipo di carriera nel partito, ma forse questa carriera non la potranno fare più, o comunque la loro... Capisci cosa intendo dire? Sì, no? No, allora capisco chiaramente. Allora, per quello che riguarda chi è andato a votare, io parlo molto del seggio del centro storico di Treviso, che l'ho visto. Sì. Era gente che non è iscritta al partito, ma che è gente nostra, è del centro-sinistra, cioè è gente che vota noi. Il fatto che si sia attivata. Quindi alla fine un conto è avere la tessera, a Treviso abbiamo circa 300 iscritti, un conto è avere la tessera,
Un conto è quello che dice no vabbè non mi tessero, non mi interessa la vita di partito, però sono con loro, insomma li voto. Quindi io non ho visto né gente di destra che è venuta a votare nel seggio in Piazza dei Signori, tra l'altro faceva molto freddo, né ad esempio gente che è venuta a provocare, quindi questo lo voglio dire chiaramente. Poi la carriera di partito, allora diciamo così che Michalizzi è uno che prende tra l'altro tantissimi voti a Padova, per cui lui sicuramente potrà aspirare a fare già una carriera che la sta già facendo. La carriera non si fa solo a Roma, ma anche noi nella lista che mandiamo a Roma in questi giorni mandiamo sicuramente Zanoni, ma mandiamo anche la Barazza, che per noi è comunque un sindaco che vince nella casa di Toni Darè a Cappella Maggiore, in un territorio difficile. La Barazza è una che sta, tra virgolette, facendo carriera, nel senso che sarà nell'Assemblea Nazionale. Per incalzare un po' quello che dice anche Fabio Crea, lo capisco bene, e devo dire due cose, cioè la scelta della Schlein, cioè la Schlein non è un monarca, il 14 marzo avrà una assemblea che verrà eletta, che è già stata eletta ma di fatto rettificata, e lei farà una direzione che, come in tutte le direzioni, ma da Fratelli d'Italia a Forza Italia a il centro-sinistra, sarà bilanciata, cioè ci sarà una parte dei vincitori e una parte dei perdenti, quindi di fatto sarà un lavoro collegiale. La cosa che mi pare chiara che abbia detto la Schlein è che è un lavoro collegiale, e poi se proprio dobbiamo copiare, la Meloni ha iniziato facendo un'opposizione dura e è arrivata ad essere primo ministro, quindi noi puntiamo anche a questo. E devo dire che il voto di domenica, tanti dicevano ci vuole una donna di sinistra che ovviamente ha avuto più facilità la Meloni ad arrivare a rompere il tetto di cristallo, ci proviamo anche noi e per quello mettiamo un segretario donna. Adesso con Fabio il bilanciamento è molto interessante. Meloni. Però prima di andare su questo vi facciamo sentire proprio in questa sede, prima edizione di ieri, le scintille tra la consigliera regionale Vanessa Camani, sostenitrice di Schlein, e l'ex parlamentare Puppato, sostenitrice di Bonaccini. Ve la dobbiamo far ascoltare. Allora guardate il servizio. Che Elly Schlein possa essere una segretaria divisiva all'interno del Partito Democratico lo confermano le scintille tra chi l'ha sostenuta e chi invece ha votato lo sconfitto Stefano Bonaccini, come Vanessa Camani e Laura Puppato, ospiti a prima edizione. Schlein, per l'ex parlamentare Puppato, non ha la medesima rappresentatività di Bonaccini. Quello che adesso ci chiediamo in moltissimi, non è certo il tema della scissione, che vedo come uno spaventoso, anche se non improbabile o non impossibile, ma insomma uno spaventoso scenario. Non è il caso di fare a gara chi abbia avuto a proprio favore più capi corrente del partito, attacca la consigliera regionale Camani. Quel che è certo è che l'elettorato ha per l'ennesima volta smentito la direzione presa dalla dirigenza. Quando parliamo di dirigenza regionale dipende di chi parliamo. Io non sono da questo punto di vista una persona che possa essere considerata parte integrante dell'establishment. Insomma, quando mi sono proposta come segretario politico del Veneto in difformità, in differenziazione importante rispetto allo stesso Martella, che ha fatto 5 legislature e che ha fatto pure la richiesta di avere il vitalizio, attraverso un'azione legale insieme con Alfano, credo di poter dimostrare che abbiamo decisamente due modelli di società molto diversi. A quel punto gli animi si sono scaldati. Il segretario regionale non ha chiesto nessun vitalizio perché, avendo fatto 5 legislature, non ha bisogno di chiedere il vitalizio, come giustamente tu sapevi. Mi risulta che l'unico che abbia un po' di vitalizi, almeno un paio, qui sia tu. Ripeto, non ricevo nessun vitalizio dalla regione del Veneto, e questa è una menzogna spudorata. Te lo sei fatto liquidare in contanti quando hai smesso di fare la consigliera regionale per andare a fare la senatrice della Repubblica. Abbiamo rinunciato ad un vitalizio di 1.500 euro al mese. Mi scusi, voglio finire. 1.500 euro al mese che potevo percepire dall'età di 60 anni, quindi in 2 anni avrei recuperato quella che è stata la somma che io ho versato a favore del vitalizio, che mi è stata semplicemente restituita. Dici quanto ti hanno liquidato dalla regione per il vitalizio? Quanti soldi in contanti ti hanno dato? Quello che valeva per 2 anni, 40.000 euro. Cioè quanto? Sì.
Quanto? 38-40.000 euro, credo, 38-40.000 euro. Quindi avrei potuto con quei soldi avere a 62 anni il totale una bella e poi sottoscrizione fare... al PD se ti facevano schifo. credo che i veneti non vadano sfruttati. Signore, dobbiamo chiudere, vi devo interrompere. Abbiamo finito il tempo. Quello che hai dichiarato oggi e dovresti veramente vergognartene. E quello del... Dialettica interna. Ci sta. Allora, devo essere onesta che sono molto in difficoltà a commentare questa cosa. Mi sembra che tutte e due siano scivolate e non va bene, onestamente non va bene. Capisco che ci possono essere delle contrapposizioni, per carità nei partiti ci sono. Faccio fatica veramente a commentarlo, mi pare che abbiamo molti altri problemi di cui discutere, sia a livello regionale che cittadino e nazionale soprattutto, e quindi spero che questa cosa finisca qui. Fabio, vabbè, insomma, se vuoi commentare questa battuta, insomma, io con te starei più sull'alleanza del centrodestra, no? Allora adesso c'è questo terzo polo che in qualche modo, con la possibilità che Schlein vada a sinistra, schiacci il piede a sinistra, il terzo polo possa voler acquisire una posizione centrista, moderata, cattolica. Temete che possa portare via dei voti o qualche volto all'alleanza di centrodestra? Vi sentite in pericolo? Assolutamente no. Assolutamente no, perché l'alleanza di centrodestra, e all'interno dell'alleanza di centrodestra posso parlare principalmente per il partito a cui appartengo, hanno una caratteristica che non riscontriamo e non si riscontra in quelle che sono le politiche e le visioni anche del terzo polo, e cioè noi abbiamo delle visioni chiare, precise e coerenti. Se il terzo polo, che certamente aggrega anche dal punto di vista del posizionamento geografico, no? Al centro, può apparire attrattivo nei confronti di coloro che hanno delle visioni non chiaramente di sinistra per quanto riguarda il Partito Democratico piuttosto che del centrodestra, è anche vero che il terzo polo, come alcune delle manifestazioni che vediamo sia a livello politico centrale sia a livello territoriale, hanno sempre delle prospettive, delle visioni, degli obiettivi che in qualche modo si modulano rispetto a quello che è il sentimento comune. La differenza tra Fratelli d'Italia o i partiti del centrodestra e il terzo polo è che noi diamo delle indicazioni precise, principi valoriali, obiettivi, strategie, e l'elettore che viene verso di noi, piuttosto che l'iscritto che decide di condividere questo percorso all'interno del partito, è colui che sono quelli che ci scelgono per i principi, per i valori, per le strategie e per gli obiettivi. Invece la sensazione che io ho nella politica del terzo polo è che si modula volta per volta negli obiettivi, nelle strategie, a secondo quello che è un sentiment di quegli elettori che sono un po' indecisi e quindi cercano di attrarle verso quelle posizioni centriste che una volta si diceva un po' democristiane, che servono solamente a creare un po' di confusione nel sistema politico generale. Queste elezioni a Treviso potrebbero dare delle indicazioni, dire qualcosa, dare dei segnali. In caso dovesse vincere, quindi essere riconfermato Mario Conte come sindaco di Treviso, però Fratelli d'Italia potrebbe questa volta chiedere in dote, insomma, qualche assessorato in più alla luce degli equilibri del governo. Ritieni che l'alleanza con gli equilibri di governo in qualche modo deve essere replicata anche nei territori, a prescindere, oppure dipenderà dalle percentuali? Allora, normalmente le questioni, diciamo, amministrative hanno un peso minore rispetto alle questioni politiche, normalmente. E questo normalmente si esplica maggiormente nell'area centro-sinistra, perché invece, come abbiamo visto da più di 20 anni a questa parte, forse 25 adesso non ricordo, l'alleanza di centrodestra è un'alleanza che ha avuto e continua ad avere
Il suo percorso, parlavo prima di coerenza, di obiettivi precisi e di strategie precise, ha una stella polare, che è quella proprio dell'alleanza, che salvo qualche digressione, governi giallorossi piuttosto gialloverdi piuttosto che giallorossi, vabbè, ma delle digressioni anche in considerazione di determinati momenti storici. Quindi noi possiamo dire che quello che può essere un elemento non necessariamente da seguire sui territori perché ci sono dinamiche diverse, il centrodestra lo ha sempre osservato e lo vediamo anche nei 10 comuni, 9 o 10 comuni che vanno al voto, dove la ricerca è sempre quella dell'alleanza. Nel comune capoluogo, che ha certamente una propensione politica maggiore rispetto a questioni amministrative su piccoli comuni, il dato è certamente più importante. Quindi io leggo alcune punzecchiature al sindaco piuttosto che ai nostri rappresentanti provinciali su quelle che sono le richieste di Fratelli d'Italia. Noi legittimamente, per una questione di coerenza, ci assolutamente, stare, no? legittimamente ritengo che a livello politico e a livello di alleanze, a livello di strategia, oggi abbiamo un potere riconosciuto ovviamente da quello che è il riscontro elettorale che abbiamo avuto nelle varie elezioni, nelle ultime elezioni. Devo anche dire che rispetto anche ad alcune considerazioni che ho sentito da parte del sindaco, di altri rappresentanti della Lega, una cosa la posso dire. Proprio perché è una questione politica e che riguarda soprattutto il comune capoluogo, le questioni non verranno decise sul territorio. Le questioni sono questioni politiche che vengono decise su un tavolo regionale piuttosto che di un tavolo, chiamiamolo nazionale, tra i leader nazionali. Però certamente quello che noi rivendichiamo non pregiudizialmente, ma anche sulla base dei risultati che andremo a ottenere, ma oggi anche sulla base del peso politico che abbiamo a livello nazionale e anche a livello regionale, ritengo che legittimamente abbiamo, come dire, la possibilità di pretendere degli accordi che siano accordi dignitosi ben più rispetto al passato, dove ovviamente il riscontro elettorale non vedeva Fratelli d'Italia con un peso preponderante. Infatti non avete ad oggi un assessorato, voglio dire, rappresentato, che rappresenti Fratelli d'Italia al governo, insomma, nell'amministrazione della città di Treviso. Maurizio, sono da te. I tuoi avversari stanno facendo una campagna elettorale piuttosto serrata. Io vedo De Nardi, insomma, ha fatto il giro dei seggi alle primarie del Partito Democratico in bicicletta. Il giorno stesso Rocco ha fatto una specie di conferenza stampa al parco, tirando fuori uno dei temi che sono molto cari anche a voi, ovvero quello del verde, quello della mobilità. Insomma, vi state un po' contendendo dei temi che sono chiave, quello della mobilità, per la città di Treviso. Cosa non ti sta piacendo dei tuoi avversari? No, beh, sono felice che la campagna elettorale entra nel vivo e i temi per i cittadini sono quelli importanti, una mobilità per Treviso rinnovata e finalmente fare funzionare i parcheggi. Sono temi che spesso accomunano un po' tutte le forze politiche e semplicemente ci sono forze politiche che hanno già amministrato e hanno dimostrato di non essere in grado di affrontare questi temi e ci siamo noi che ci poniamo come alternativa al sesto polo o alla coalizione di centrosinistra o alla coalizione di centrodestra. Puoi anche dire qualcosa in più, Maurizio, lo spazio è tuo. No, sei entrato nei tempi televisivi fin troppo bene. Allora, punzecchiami un po' i tuoi avversari, Maurizio. Sì, no, sicuramente andremo nei quartieri con gazzebi e con eventi per portare il nostro programma e parlare con i cittadini come abbiamo sempre fatto negli anni. Quello che mi preme è far capire agli elettori che abbiamo le carte in regola per portare un programma di rinnovamento che porti temi anche nuovi come una ferma concentrazione sulle comunità energetiche, perché possiamo far risparmiare in bolletta
ogni bolletta dei cittadini trevigiani può essere molto più leggera. Abbiamo un programma tramite il Comune di aprire comunità energetiche in ogni quartiere. Andremo a alleggerire le bollette dei trevigiani. Questa è una promessa. Ascolta, un altro dei temi su cui vorrei fare un giro proprio veloce di battute è un tema nazionale, ma insomma è la prima pagina di tutti i giornali, non possiamo non parlarne, la strage dei migranti. Ne parliamo anche tra poco con te, Fabio, perché non so se hai visto, insomma c'è anche un po' una dialettica tra Meloni e Salvini, quindi anche qui insomma stanno venendo fuori, man mano vengono fuori le notizie, agli attori in gioco si stanno quasi sentendo in dovere di dare quasi delle giustificazioni, comunque di dare delle spiegazioni che in realtà ieri e l'altro ieri non sono state date. Posso chiederti la posizione del Movimento 5 Stelle? La conosciamo bene sostanzialmente, ma come politiche migratorie, un commento, quali sono stati gli errori secondo te, se ce ne sono stati? Guardi, gli errori si tramandano da troppi anni, non ci sono accordi internazionali e è un costante rimandare il succo del problema. Bisogna fare accordi internazionali con i paesi dell'Africa, bisogna creare dei corridoi umanitari sicuri per i quali chi ha diritto di emigrare perché è in difficoltà, perché è in territori che lo mettono in pericolo, possa trovare un corridoio umanitario sicuro. Non è accettabile quello che abbiamo visto in questi giorni, dove con gli sbarchi, i morti, e anche mi ricollego alla banda fuori dalla scuola che ha fatto violenza contro altri ragazzi, quegli scontri a Firenze, pessimi. E il segnale qual è stato? Il ministro ha bacchettato la dirigente anziché ammettere che quegli scontri sono frutto di atti vandalici legati alla destra, legati a chi adesso è al governo. Questi sono brutti segnali. A cosa ti riferisci, Mestriner? A cosa ti riferisci? Mi riferisco ai fatti di cronaca. No, questo l'ho capito, ma atti vandalici riferiti a gente vicino al governo? Forse hai un po' le idee confuse. No, non ho le idee confuse. Le idee confuse le ha chi sta al governo adesso, che non si vergogna di ammettere la verità, la realtà. La sanno tutti. Questi gruppi violenti sono legati a gruppi giovanili di Fratelli d'Italia. Non hanno avuto al governo il coraggio di prendere questi ragazzi e dire chiaramente come stanno le cose, anzi se la sono presa con i dirigenti scolastici. C'è da dire che Fratelli d'Italia non è neanche mai stato nominato, no Fabio? No, ma Mestriner è evidente che ha le idee molto confuse, mette assieme tutta una serie di cose che non c'entrano nulla, non lo ricorda, non sa da dove la questione è partita da un volantino di un'associazione studentesca che era un volantino assolutamente normale. Coloro che invece appartengono sono più vicini all'area della sinistra, quella che Mestriner evidentemente non ritiene di raccontare correttamente, hanno voluto impedire determinate manifestazioni di pensiero, libertà di pensiero si chiama Mestriner, e hanno attivato comportamenti di ostacoli irrazionali violenti. Quindi ribaltano nel consueto doppiopesismo, soprattutto quello del Movimento 5 Stelle, quella che è una situazione che invece vede alcune associazioni studentesche più vicine al pensiero di destra come delle associazioni o come degli studenti che non avrebbero la dignità di manifestare il loro pensiero. Dopodiché non ha neanche letto la lettera della dirigente scolastica, perché quella lettera della dirigente scolastica di circa 2 pagine individuava una situazione come quella attuale vicina a quella del ventennio, cioè alle porte del ventennio, come se fossimo oggi in una situazione
di quella natura. Quindi tu condividi evidente... quello che ha detto il Ministro nei confronti della dirigente? Beh, mi sembra che sia andata molto oltre quello che è il suo ruolo, molto oltre quello che deve essere il pensiero di una dirigente scolastica, ma molto oltre non perché non avrebbe dovuto dirlo, ma perché ha enfatizzato per una propria parte politica a quale evidentemente appartiene, quella che era una situazione che è stata, come spesso accade dai media, assolutamente ribaltata rispetto a quella che era la situazione di partenza, dove c'era una legittima associazione di destra che legittimamente voleva manifestare il proprio pensiero. Ma così come succede spesso quando ci sono degli oratori di centrodestra, di pensiero, chiamiamolo liberale, non progressista, tanto per darci cose, e vengono ostacolati nella loro manifestazione di pensiero o nella loro, come dire, partecipazione a degli incontri a questo punto Gentaglia, che appartiene ad un pensiero cosiddetto progressista, che di progressista non ha niente perché vuole impedire la rappresentazione di un pensiero diverso da sé. Sulla Gentaglia modererei i termini, no, io invece sto molto con la preside. Antonella, ti devo bloccare, perdonami, perché ho veramente 50 secondi di pubblicità che devo assolutamente mandare, se no mi mangiano, quindi pubblicità, 50 secondi, torniamo a parlare di questo tra pochissimo. Ritrovati, ci siamo lasciati sul caso di Firenze, quello che è accaduto fuori dalla scuola, ma soprattutto quello che poi è finito sulle pagine dei giornali, la lettera della dirigente che è andata a, come dire... Sì, che ha stigmatizzato quello che ha detto. Allora, io sono totalmente a favore della dirigente e spero anche che quella lettera della dirigente venga letta in tutte le scuole, perché è bene che sia chiaro che c'è una forte contrapposizione e c'è anche, come dire, un tentativo di polarizzazione delle parti, cioè della destra e della sinistra, ma soprattutto di una destra che si sente forte e, come dire, piagnucola perfino per i loro, come dire, rappresentanti che andrebbero nelle scuole magari a tenere delle relazioni e quelli della sinistra cattivi e facinorosi gli impediscono di parlare. La narrazione non è proprio questa. Io però voglio essere chiara che oltre che essere con la preside, credo e mi auguro che nel futuro non esista più, a parte il fatto che sulla questione del ministro proprio non lo giudico nemmeno perché è ingiudicabile, ma è ora di finirla con i tecnici al governo, perché questo prefetto che pensa, non si rende conto che è un ruolo politico, ma è un ruolo meramente di prefetto e esercita il fatto di essere un prefetto, si comporta sia con i migranti che poveretti muoiono dicendo: ma sai che c'è? Dovrebbe la loro famiglia lì in mezzo alla guerra, tutte le situazioni gravissime, insegnare a loro l'educazione, cose incredibili dette da un ministro. Così vale anche per la questione delle scuole. Allora basta, ma dico basta, funzionari a ricoprire ruoli politici. Il politico faccia il politico e i funzionari che sono ampiamente pagati rimangano a fare i prefetti. Discuteremo anche sui prefetti e lancio qua una cosa: dov'è la Lega che era contro i prefetti e li voleva togliere dall'organico dello Stato? Beh, io adesso voglio rilanciare, come faceva la Lega, che i prefetti forse in questo momento qui stanno esagerando nel momento in cui rivestono ruoli politici. Salvaguardo i prefetti che fanno un ottimo lavoro. Allora, il politico che fa il prefetto e viceversa creano danni. L'hanno creato sulla questione dei migranti, sono morti giovani, donne e bambini, e lui il suo ultimo pensiero è quello di dire: non partite e imparate l'educazione fino alla scuola. Mi dispiace però che si stia creando questo clima, perché questo clima è molto molto delicato. Ho paura che nel corso del tempo si radicalizzi troppo e gli scontri siano sempre più forti. Quindi attenzione, lo dico a tutte le forze politiche, cerchiamo di dare dei messaggi, seppur di diversa, come dire, teoria e rappresentazione politica, tranquilli e che non portino a scontri, perché lo scontro non aiuta. E questo il centrodestra, come dire, in qualche modo lo auspica, e io questo lo temo molto. Perché Meloni non rilancia un Mare Nostrum in questo caso, ad esempio? Ma intanto su questo caso qua c'è da filtrare
è da attendere quelli che sono gli esiti di un'indagine, che è indagine penale e un'indagine amministrativa. Perché c'è un problema, da quello che delle informazioni che abbiamo in maniera come dire, piuttosto coerente, c'è sicuramente stato un problema di un blackout di alcune ore, ed è da individuare la responsabilità di questo blackout, perché pare che Frontex, che è stata la prima, il primo aereo appunto dell'organizzazione a segnalare, abbia segnalato una imbarcazione in navigazione normale. Altre fonti affermano invece che avrebbe dovuto Frontex invece individuare degli elementi di navigazione non normale attraverso il calore che veniva dagli strumenti, e quindi avrebbe dovuto dare un'informazione per attivare che cosa? Perché il problema è qui. C'è un'indicazione però politica, perdonami Fabio, data da questo governo che in qualche modo, come dire, vuole ostacolare. Allora, l'indicazione politica è questa: bisogna evitare, perché Mestrinelli prima parlava di canali umanitari, poi alle parole bisogna dare una concretezza. Cosa siano i canali umanitari ancora non si è capito, cioè se bisogna metterli su un aereo e portarli, per esempio l'Inghilterra ha comunicato ad alcuni paesi dei Balcani di non intraprendere, di non far intraprendere il passaggio nel canale della Manica attraverso imbarcazioni. Dice: volete venire, veniamo a prendervi. E questa è una scelta da parte del Regno Unito. Allora, qual è il canale umanitario? È quello di andare a prenderli con degli aerei per dare sicurezza? Può essere una scelta politica, ma deve essere una scelta politica che non può riguardare solamente l'Italia. È una scelta politica che deve riguardare l'intera Unione Europea, che su questo nicchia. Quindi traduco che il ministro è inadeguato, non è in grado di risolvere il problema. Non c'entra il ministro, in questo momento qua perché il problema dell'immigrazione è solo all'inizio. Arriveranno molti di più. La cosa, arriveranno molti di più. Quindi il ministro è inadeguato e può rimanere e tornare a fare il prefetto. Il problema è un altro. Perché? Perché Frontex, che è l'organizzazione internazionale, quindi esterna, certamente non politicizzata. Quando ci sono troppe spiegazioni vuol dire che non c'è una linea politica. Fammi finire, che te la spiego la linea. No, la spiego la linea politica. Siccome l'Italia non può pattugliare l'intero Mediterraneo dalla Libia fino alla Turchia, è l'associazione Frontex di polizia che pattuglia tutto quello che è l'area mediterranea, e danno loro le segnalazioni per consentire agli stati territoriali, gli stati costieri, che sia la Grecia, che sia l'Italia, in questo caso era l'Italia, di attivare una delle due procedure: o la procedura di soccorso, se vi sono elementi tali da giustificare questo, o un strumento di controllo, che è quello di polizia. Pare che sia stato attivato da Frontex non il profilo, la regola di ingaggio del soccorso, ma quello della polizia, e quindi è uscita la Guardia di Finanza piuttosto che la Guardia Costiera. Il problema è di verificare da dove è partita l'informazione errata, pare da Frontex. Su questo non c'entra niente né Piantedosi, né la Meloni, né la politica. Quando sbagliano nessuna colpa, non hanno una mezza idea, e fra un po' che ne arriveranno molti di più vedremo come non reagiranno. Devono arrivare molti di più. Non devono arrivare, ma il problema politico e cadono al minimo problema. Il problema politico e umanitario non è che arrivano a milioni, e non farli partire in condizioni di non sicurezza. Almeno un ministro se ne vada a casa. Allora, non mandiamoli tutti a casa, abbiamo risolto il problema, perché così li mettiamo in mare e continuano ad arrivare morti come cadaveri. Allora, mi scuso con Maurizio Mestriner, non sono riuscita a tornare da te, Maurizio, mi scuso, ti ospiteremo nuovamente qui nel corso della nostra trasmissione, perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e non riesco nemmeno ad andare avanti con questo approfondimento legato a questo tema. Ce ne sarebbe bisogno, non ce la facciamo, dobbiamo assolutamente chiudere. Grazie Maurizio Mestriner, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle per le elezioni di Treviso. Antonella Tocchetto, grazie. Partito Democratico, Fabio Crea, grazie. Fratelli d'Italia, prometto una nuova puntata su questo tema qui
in questi studi. Grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30. Arrivederci.